Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Gottardo e vi do il benvenuto a quest'oggi al webinar che è dedicato al Superbonus 110%, la misura prevista dal decreto rilancio che eleva al 110% quelle che sono le misure di detrazione fiscale rese possibili appunto dal decreto. Oggi affronteremo il tema insieme a 3 relatori che vedete già collegati con me e che tratteranno un po' i vari aspetti legati al Superbonus. In particolare ci sarà collegati, vedete, l'architetto Irene Cosano dell'Ape Friuli Venezia Giulia, in particolare dello sportello Energia, e l'architetto Iris Visintin del chapter Veneto Friuli Venezia Giulia del GBC Italia e Mauro Vanzini del chapter Veneto Friuli Venezia Giulia GBC Italia anche lui. Affronteranno sia quelli che sono gli aspetti legati più in generale diciamo al Superbonus, quali sono gli interventi trainanti e gli interventi trainati, un po' come si caratterizzano le diverse agevolazioni previste. Affronteremo anche poi quelli che sono gli aspetti legati più fiscali, diciamo le detrazioni, lo sconto in fattura, la cessione del credito d'imposta, le modalità con cui attuare questi, la verifica anche della convenienza e l'altro aspetto che il Superbonus ha messo in evidenza, cioè la necessità anche di rispondere a quelli che sono i CAM, i criteri ambientali minimi, e quindi vedremo quali aspetti riguardano questa parte e quali sono i documenti e le verifiche di supporto per ottenere appunto il Superbonus previsto al 110%. Ricordo a tutti che durante il webinar potrete porre delle domande, dei quesiti inerenti all'argomento ai nostri relatori. Io vedrò di raccogliere le vostre domande e porle poi man mano ai relatori, raccogliendole un po' per temi, per argomenti, in maniera da cercare di dare risposta il più possibile ai quesiti che emergeranno durante il webinar di oggi. Probabilmente non riusciremo ad essere esaustivi su tutto, visto che ci siamo dati circa 2 ore o poco più insomma, di tempo per trattare l'argomento, ma stiamo pensando eventualmente se ritornare su queste questioni con dei nuovi appuntamenti in maniera da approfondire, da dare la risposta anche ai quesiti e agli interrogativi che ci sono spesso da parte dei professionisti o di chi è interessato ad usufruire del Superbonus negli interventi di ristrutturazione, recupero e riqualificazione, e vedremo magari prossimamente, vi terremo informati per cercare di aggiornarvi anche sui futuri appuntamenti che cercheremo di organizzare su questo. Vi ricordo anche che comunque alla fine del webinar riceverete nelle ore successive una mail con il link dal quale scaricare le slide delle presentazioni che i nostri relatori faranno oggi. Bene, vedo che è già collegato un buon numero di persone, ricambio i saluti di tutti voi. Vedo nel pannello domande, utilizzate il pannello domande anche e soprattutto ovviamente per le domande che vorrete fare appunto ai nostri relatori. Allora, adesso partiamo con il primo intervento, che è quello dell'architetto Irene Cosano, dell'Agenzia per l'Energia della Regione Friuli Venezia Giulia, che tratterà un po' quelli che sono gli aspetti più generali, diciamo così, inerenti al Superbonus, inquadrando un po' le varie questioni. Passeremo poi la parola a Mauro Vanzini per gli aspetti diciamo, più inerenti agli aspetti fiscali e chiuderà Iris Visentini facendo un focus su quello che sono le questioni inerenti al CAM. Assegno allora la condivisione dello schermo a Irene Cosano e partiamo con questo primo intervento intanto. Eccoci, mi confermate che si vede e si sente? Sì, perfetto.
Benissimo, perfetto, allora parto. Intanto buon pomeriggio a tutti i partecipanti e partiamo appunto con una presentazione generale sul super bonus al 110%. Intanto mi presento, sono appunto l'architetto Irene Cosano e seguo ormai da 3 anni lo sportello Energia FVG, che è un servizio di consulenza gratuito finanziato dalla Regione e dall'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia. La nostra mission è appunto dare una consulenza gratuita, quindi tramite un parere disinteressato, perché non vendiamo nulla, in merito al risparmio energetico e quindi a tutti gli incentivi, le agevolazioni e i contributi che ci sono a disposizione per cittadini, imprese, ma anche pubblica amministrazione. Vi indico appunto il nostro sito che è sempre aggiornato, però passiamo proprio al tema di questo pomeriggio, quindi il super bonus al 110%. Dunque, cos'è il super eco bonus al 110%? È una detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 relative appunto a interventi di efficienza energetica, interventi antisismici, nello specifico vedremo poi c'è l'installazione di impianti fotovoltaici, anche ad esempio colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Quali sono gli interventi che possono accedere? Allora, dunque, è fondamentale sapere che ci sono interventi trainanti e trainati e che gli interventi trainati ottengono l'aliquota agevolata solo nel caso in cui siano eseguiti congiuntamente. Vedremo poi cosa significa eseguiti congiuntamente. Ma andiamo a vedere quali sono gli interventi nello specifico. Quindi partiamo dagli interventi trainanti. Allora, il primo appunto è l'isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate, nel caso in cui questo isolamento riguardi almeno il 25% della superficie disperdente, quindi solo in questo caso è considerato un intervento trainante. Abbiamo poi per gli impianti centralizzati la sostituzione dell'impianto esistente con impianti a condensazione, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, la microcogenerazione, collettori solari e teleriscaldamento solo nel caso di comuni montani. Per gli edifici unifamiliari l'intervento è molto simile, quindi si parla sempre di sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente, si aggiunge la biomassa ma solo per aree non metanizzate. Quindi questi sono appunto i 3 interventi trainanti che riguardano l'efficientamento energetico. Se ne aggiunge un altro che è il sisma bonus e quindi gli interventi antisismici. Passiamo a vedere quali sono gli interventi trainati e quindi, scusate solo un attimo, devo mandare giù la finestrella. Vediamo se la faccio, ok, no niente. E dunque dicevo, gli interventi trainati. Allora abbiamo i trainati per le parti comuni e quindi abbiamo l'isolamento delle superfici opache, solo nel caso in cui siamo al di sotto del 25%, la sostituzione dei serramenti, l'installazione, quindi anche la nuova installazione di schermature solari o chiusure oscuranti. E per quanto riguarda gli impianti abbiamo appunto a disposizione queste tecnologie che leggete appunto nella slide. Una cosa simile accade per le parti private, quindi unità immobiliari private o edifici unifamiliari, e abbiamo nuovamente l'isolamento delle superfici opache, sostituzione dei serramenti, le schermature. Abbiamo poi anche il building automation e l'installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. Nello specifico c'è anche questo intervento, che è un intervento trainato, e quindi l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. E infine l'installazione di impianti fotovoltaici con o senza, insomma, installazione di accumulo, quindi batterie proprio per gli impianti fotovoltaici. Allora vi faccio notare che il sisma bonus, cioè gli impianti fotovoltaici e l'installazione dell'accumulo sono trainati dal sisma bonus, cioè andiamo a vedere la slide successiva per capire. E quindi il sisma bonus traina solo il fotovoltaico e o l'installazione di accumulo. Quindi ad esempio se voglio ottenere il 110% anche sulla sostituzione dei serramenti, devo avere un intervento trainante di efficientamento energetico. E quindi appunto se come trainante ho un intervento di efficientamento energetico, in questo caso posso fare anche tutti gli altri interventi trainati.
Ripeto, se faccio il sisma bonus ed è l'unico intervento trainante che ho, traino solo il fotovoltaico e ho l'accumulo. Quindi questa era una prima nota sulla questione interventi trainanti e trainati. E alcune note. Dunque, si parla di spese sostenute dopo il 1° luglio 2020, quindi questo è fondamentale. Nessuno degli interventi trainanti può essere inserito come intervento trainato. Cosa significa? Che se ho già l'isolamento delle superfici opache come trainante, non posso chiaramente inserirlo anche come trainato, quindi non posso usare entrambi i limiti di spesa che vedremo tra alcune slide. Ecco, se l'immobile però è sottoposto da alcuni vincoli, quindi possono essere vincoli dettati dal regolamento edilizio, urbanistico, ambientale, solo in questo caso gli interventi trainati possono essere eseguiti senza che ve ne sia uno trainante, quindi deve essere proprio un caso specifico. Chiaramente vedremo che il requisito del salto di 2 classi deve essere in ogni caso. Ecco, altra cosa importante, la sostituzione dell'impianto autonomo nella singola unità immobiliare all'interno di un condominio è ammessa solo se si esegue come intervento trainante l'isolamento delle parti comuni opache dell'involucro. Quindi cosa significa? Che se mi trovo in un appartamento la sostituzione della caldaia non è considerato un intervento trainante, perché l'intervento trainante deve essere fatto sulle parti comuni dell'intero condominio. Ecco, altra cosa importante da tenere a mente, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, quindi quelli secondari, devono essere ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dall'inizio e la fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Questo perché? Perché gli interventi trainanti e trainati devono essere realizzati congiuntamente. Vedremo tra alcune slide anche nello specifico questa cosa. Ecco, altra cosa importante, per gli interventi che beneficiano dell'agevolazione al 110% è sempre obbligatoria la relazione prevista dal decreto legislativo 192/2005, anche se non è richiesto magari dal titolo abilitativo comunale. Ecco, andiamo a vedere quali sono le tempistiche, quindi a chiarire un po' cosa significa effettuare gli interventi congiuntamente. Passerei direttamente alla slide successiva perché c'è uno schema che riassume quello che vi ho riportato comunque nelle 2 slide che ho saltato. E quindi sia per i trainanti che per i trainati le spese ammesse sono quelle effettuate nell'arco temporale di vigenza della detrazione, quindi 1° luglio 2020, 31 dicembre 2021. Tuttavia per i trainati le spese ammesse sono quelle effettuate tra inizio e fine lavori dei lavori trainanti, quindi i trainati, i secondari, hanno questo requisito in più da rispettare. Ecco, riporto l'esempio che è riportato nella circolare 24E dell'Agenzia delle Entrate. E quindi presupponiamo di aver sostenuto delle spese per il trainante, ad esempio il cappotto, a marzo 2020. Sappiamo già che queste spese sono escluse perché effettuate al di fuori dell'arco temporale di vigenza della detrazione. Ho sostenuto poi a settembre 2020 le spese per un trainato, i serramenti. Queste potrebbero accedere, tuttavia in questa situazione l'Agenzia chiarisce che non si può ottenere l'aliquota agevolata su nessuna delle spese, perché appunto il trainante è stato, la spesa del trainante è stata sostenuta prima del 1° luglio e quindi non è una spesa ammessa. Ecco, passiamo a vedere quali sono i soggetti che possono usufruire del 110%. E quindi si parla dei condomini, delle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, gli istituti autonomi case popolari. Per questi l'arco di vigenza è previsto fino al 30 giugno 2022. Poi abbiamo le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le associazioni di volontariato, quindi abbiamo proprio organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, chiaramente quelle riconosciute a livello nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Abbiamo poi le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente però a immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoio.
Una precisazione, allora la detrazione spetta sia ai soggetti che possiedono, ma anche quelli che detengono l'immobile. Quindi abbiamo sia il proprietario che il nucleo proprietario, ma anche i titolari di altro diritto reale di godimento, ad esempio l'usufrutto, l'uso, l'abitazione. Abbiamo poi anche il detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione e anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile. Una nota particolare sui titolari di reddito d'impresa o professionale. Questi soggetti rientrano tra i beneficiari del 110 nell'ipotesi in cui partecipino alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. Quindi, per fare un esempio pratico, nel caso in cui io abbia un condominio con magari degli spazi commerciali al piano terra. In quel caso, se viene realizzato un cappotto e accede al 110, anche i soggetti che possiedono appunto questo spazio commerciale possono ottenere il 110% se sono appunto titolari di reddito d'impresa o professionale. Ecco, altra cosa importante, i soggetti beneficiari hanno diritto all'agevolazione su un numero massimo di 2 unità immobiliari, ma sempre sulle parti comuni. Questa cosa invece non accade per gli interventi antisismici, per i quali invece non c'è un numero massimo di unità su cui realizzare gli interventi e ottenere il 110%. Ecco, quali sono gli edifici interessati? Abbiamo detto parti comuni di edifici, unità immobiliari funzionalmente indipendenti, singole unità immobiliari e gli edifici unifamiliari. Allora, sono escluse però queste categorie catastali, la A1, la A8, per la A9 i castelli, quelli non aperti al pubblico, quelli invece aperti al pubblico possono ottenere il 110%. Altra cosa molto importante, un requisito appunto che devono avere gli edifici è quello di avere un impianto di riscaldamento esistente per gli interventi di efficientamento energetico, invece per gli interventi antisismici questo requisito non è richiesto. Altra cosa che viene proprio specificata nel decreto è che si può accedere al super ecobonus anche con interventi di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione. Ecco, ci sono alcune novità previste dal decreto agosto e quindi viene chiarita un po' la questione dell'accesso autonomo dall'esterno e viene chiarito che il giardino o il cortile possono essere anche di proprietà non esclusiva. E poi altra precisazione che viene fatta è la questione della categoria catastale A9 che abbiamo appena visto, quindi hanno accesso al 110 anche le categorie catastali A9 aperte al pubblico, quindi sono escluse quelle non aperte. Ecco, passiamo alla parte abbastanza importante del super ecobonus al 110%, ovvero i requisiti. Quello fondamentale appunto è il salto di 2 classi, cioè gli interventi trainanti e trainati devono portare a miglioramento di almeno 2 classi. Chiaramente per chi si trova nella penultima classe il salto deve essere di una sola classe. E quindi come viene dimostrato ciò? Con l'APE prima dei lavori e l'APE post lavori. Ecco, una cosa importante per gli edifici condominiali, gli API sono detti convenzionali perché il salto di 2 classi deve essere fatto dall'intero edificio. Ci sono poi anche dei requisiti specifici e quindi ogni intervento deve rispettare dei requisiti specifici previsti appunto dal decreto requisiti o decreto efficienza energetica. Quindi ad esempio per le finestre, per l'isolamento termico delle superfici opache in zona climatica F la trasmittanza massima da rispettare è 0,22. Ecco, altro argomento interessante sono i limiti di spesa, perché ci sono sia i requisiti a porre dei paletti, ma anche chiaramente i limiti di spesa. E quindi ogni intervento ha un limite di spesa. Chiaramente se la spesa supera questo limite, la detrazione viene in ogni caso calcolata fino al limite previsto e l'eccedenza rimane a carico del committente. Per individuare il limite di spesa specifico è necessario prima capire come si configura l'abitazione, perché i limiti variano a seconda che ci si trovi ad esempio in condominio o in un edificio unifamiliare. E quindi qua appunto trovate tutti i limiti di spesa. Vedete che ad esempio per l'isolamento delle strutture opache il limite cambia a seconda che ci si trovi in un edificio unifamiliare, quindi abbiamo 50.000 euro di limite, come limite di spesa.
Invece ad esempio con edifici con più di 8 unità immobiliari abbiamo 30.000 euro per ogni unità immobiliare. Ecco, non sto a commentare oltre le tabelle, le troverete poi appunto nelle presentazioni che verranno condivise. Ci sono poi anche dei limiti dei costi unitari che vengono previsti nel caso in cui i costi delle lavorazioni non si trovino nei prezziari di riferimento o nel caso in cui vengano dichiarati dal fornitore. E quindi ho riportato alcuni esempi per un cappotto esterno. Abbiamo 150 euro al metro quadro e ad esempio per una caldaia a condensazione abbiamo 200 euro al kilowatt termico. Chiaramente un po' come i limiti di spesa globali, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati. Ecco, passiamo alla documentazione da presentare, o comunque che il tecnico deve presentare per poter accedere al 110. Quindi per gli interventi di efficientamento energetico sicuramente l'attestato di prestazione energetica pre e post interventi. Poi abbiamo le asseverazioni per tutti gli interventi, quindi sia energetici che sismici. E poi il visto di conformità nel caso in cui si voglia accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. E quindi le asseverazioni chiaramente attestano che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici previsti appunto dal decreto e anche la congruità delle spese. E il visto di conformità invece viene apposto da dottori commercialisti, CAF o soggetti equivalenti e verifica appunto la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Questo visto di conformità, come vi dicevo, è necessario per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Ecco, queste asseverazioni possono essere rilasciate o alla fine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Vedremo tra un po' a che cosa ci serve, a che cosa può servire lo stato avanzamento lavori. Ecco, vado a indicarvi velocemente quali sono le modalità di detrazione, ma poi appunto il mio collega relatore vi farà alcuni esempi specifici. Quindi abbiamo principalmente tre modalità: la detrazione diretta dall'IRPEF, delle spese ammesse in 5 anni e chiaramente del 110% della spesa. Poi si può optare in alternativa allo sconto in fattura che viene applicato direttamente dai fornitori dei beni e dei servizi, oppure possiamo cedere il credito a un soggetto che può essere ad esempio un istituto di credito o un intermediario finanziario. Ecco, chiaramente per detrarre direttamente bisogna fare attenzione alla propria capienza IRPEF, perché se non ho abbastanza capienza IRPEF l'eccedenza non può essere detratta e quindi non posso appunto ottenere il 110% della spesa. Ecco, ci sono alcune novità introdotte sempre dal decreto 34/2020, ovvero la cessione del credito può essere richiesta anche per tutte le detrazioni che vedete in elenco. E quindi abbiamo ad esempio il recupero del patrimonio edilizio al 50%, il bonus facciate per il quale non era stato previsto in principio. E appunto per queste detrazioni è possibile cedere il credito, chiedere lo sconto in fattura per le spese sostenute negli anni 2020-2021, quindi anche per le spese sostenute prima del 1° luglio 2020. Tornando però al super bonus, guardiamo velocemente cosa dice il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e quindi appunto c'è la possibilità di fare al massimo 2 stati di avanzamento dei lavori. Cosa significa? Che magari su una prima parte posso decidere di detrarre direttamente, sulla seconda invece posso decidere di cedere il credito, oppure il contrario. Chiaramente ogni SAL deve riferirsi almeno al 30% dell'importo totale dell'intervento. Ecco, una nota sullo sconto in fattura. Chiaramente lo sconto in fattura è pari alla detrazione spettante determinata, in ogni caso non può essere superiore al corrispettivo dovuto. Se ci sono diversi fornitori non è un problema, l'importante è che chiaramente si rispettino i limiti di spesa massimi.
Ecco, le modalità operative. Andrei subito allo schema che ho fatto nella slide successiva perché riassume un po' qual è il meccanismo, lo sintetizza. E quindi dal 15 ottobre scorso è attivo il portale dell'Agenzia delle Entrate, purtroppo non è ancora attivo il portale dell'Enea, quindi quello che vi sto illustrando al momento non è ancora fattibile, però le cose dovrebbero funzionare in questo modo, ovvero la prima cosa che viene fatta è la trasmissione all'Enea della pratica da parte del tecnico e viene rilasciata una ricevuta. Quindi con questa pratica si trasmettono le asseverazioni e tutta la documentazione tecnica. Trascorsi almeno 5 giorni può essere fatta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del soggetto che ha posto il visto di conformità, quindi CAF, commercialisti o soggetti equiparati, e viene rilasciata una ricevuta. È solo a questo punto che il soggetto che riceve il credito, quindi ad esempio la banca o l'impresa, potrà vederlo nel suo cassetto fiscale. Ecco, passiamo a un altro tema abbastanza caldo per quanto riguarda il 110%, ovvero la cumulabilità con altre agevolazioni. Allora, faccio una premessa generale, ovvero alcuni interventi chiaramente possono rientrare in più detrazioni. Infatti, ad esempio, il cappotto termico, se ha i requisiti, può ottenere il 65%, ma in alternativa può anche andare al 50% con una detrazione per ristrutturazioni. Il principio generale è che lo stesso intervento non può accedere a 2 detrazioni diverse e quindi se ho in mano quella fattura devo decidere se inserirla in una o nell'altra detrazione. È chiaro che appunto se però ho diversi interventi basta appunto che li scorpori e quindi ogni intervento poi può andare in una detrazione diversa. Ma cosa succede per il super ecobonus? Può essere cumulato? Allora, da quanto è previsto dal decreto sembrerebbe di no. Perché? Perché ci sono dei limiti di spesa e anche dei massimali per il costo specifico, e superati i quali appunto la spesa rimane a carico del committente. Quindi inserire questa eccedenza in un'altra detrazione al momento non è ancora chiaro, ma secondo me non è possibile. Però questo potrebbe accadere ad esempio per i contributi locali, quindi quelli regionali o comunali. Infatti ad esempio per le detrazioni classiche questo cumulo è possibile sempre che il contributo locale lo permetta e quindi la detrazione si applica sulla parte di spesa che rimane effettivamente a carico del contribuente, quindi al netto del contributo locale, quindi comunale o regionale. Ecco, vi riporto solo alcune FAQ che potete trovare anche sul nostro sito. Allora, la prima riguarda la questione isolamento delle pareti, intervento trainante e la sostituzione dei serramenti. E quindi non è chiaro se il tetto di spesa è unico, ovvero 50.000 euro. Allora, la questione è questa: se l'isolamento delle pareti è un intervento trainante, quindi supera il 25% della superficie disperdente, e quindi è un intervento trainante, ha un suo limite di 50.000 euro. E in questo caso i serramenti hanno un loro altro limite che è di 54.545. Se invece l'isolamento delle pareti non riesce ad essere un intervento trainante, il limite sarà unico e quindi sarà lo stesso, 54.545, sia per i serramenti che per l'isolamento delle pareti opache. Ecco, la sostituzione, altra FAQ, insomma, che mi è stata posta molto spesso. La sostituzione dei serramenti può beneficiare della detrazione al 110%? Allora, è un intervento secondario e quindi può ottenere il 110% solo se effettuato congiuntamente un intervento principale. È chiaro che se però ho dei vincoli, quindi ad esempio non posso fare il cappotto o non riesco a sostituire la caldaia per un qualsiasi motivo dettato dal vincolo, anche la sola sostituzione dei serramenti può ottenere il 110%, chiaramente rispettando tutti i requisiti richiesti a partire dal salto di 2 classi. Ecco, le seconde case sono escluse dall'aliquota maggiorata al 110%? Non sono escluse, però come abbiamo visto ogni singolo beneficiario può ottenere l'agevolazione al massimo su 2 unità immobiliari, sempre sulle parti comuni dell'edificio. Nel caso degli interventi antisismici in realtà non c'è questo requisito, quindi si può realizzare gli interventi antisismici su quante unità si vuole. Ecco, le ultime 2 FAQ, e quindi condomini, ripeto un po' un concetto che ho già spiegato prima. Se con gli interventi sulle parti comuni di un condominio alcune unità non rispettano il requisito dell'aumento di 2 classi energetiche, come si procede?
Abbiamo visto appunto che nel caso di condomini il salto di 2 classi deve avvenire sull'intero edificio, perché appunto alcune unità, magari che confinano con la copertura, potrebbero avere grosse dispersioni rispetto alle altre, quindi si trovano in una posizione svantaggiata. Ecco, altra questione, la copertura con una soffitta morta non riscaldata. Allora, ai fini del salto di 2 classi energetiche, oltre alla sostituzione della caldaia dei serramenti, posso considerare l'isolamento del tetto, seppure oggetto della detrazione del 50% per ristrutturazioni, visto che il sottotetto non è riscaldato? Allora, intanto ricordo che per accedere sia al super ecobonus al 110 che all'ecobonus, l'isolamento deve essere realizzato sull'involucro riscaldato e quindi se il sottotetto non è riscaldato, l'isolamento della copertura esterna non accede alle detrazioni citate, quelle di efficientamento energetico, ma può accedere solo alla detrazione del 50% per ristrutturazioni. L'intervento che accede al super bonus o all'ecobonus è l'eventuale isolamento del solaio del sottotetto, perché costituisce il limite dell'involucro riscaldato. Ecco, nelle slide poi troverete tutti i riferimenti normativi e anche i link appunto ufficiali, e troverete anche i contatti dello sportello, quindi il numero di telefono, che è proprio la linea diretta con lo sportello, la mail e di nuovo il sito. Ecco, io ho finito e quindi lascio la parola ai colleghi. Allora, direi grazie Irene. Lasciamo spazio a Mauro Vanzini a questo punto per vedere un po' tutti quelli che sono gli aspetti più inerenti, diciamo, alla fiscalità, in qualche maniera. Ecco, Mauro, condividiamo le tue slide. Ok, vediamo un attimo se si vedono. Sì, perfetto. Ok, e sentire mi sentite? Sì? Sì. Ok, aspetta, faccio qua. Perfetto, eccoci qua. Buongiorno a tutti, grazie Irene per la copiosa elucidazione sui temi tecnici. Aspetta un attimo che c'è eccoci qua. C'è un problema tecnico con le slide. Ok, vi presento 2 parole. Sono socio di GBC Italia, con Crea Artigiani dell'Ecoliving, e consigliere del chapter Veneto Friuli Venezia Giulia di GBC Italia. Nella vita di tutti i giorni in realtà mi occupo di consulenza aziendale con la mia società IMS, in particolare di consulenza nel rapporto banca-impresa. Sono consulente patrimoniale e coordinatore di progetti Superbonus 110%. Ho impostato la presentazione concentrandomi soprattutto su questioni legate alla cessione del credito e alle implicazioni finanziarie che la cessione ha nel momento in cui viene attuato lo sconto in fattura o comunque quando viene ceduto il credito. Quindi mi soffermerò poco o nulla sulle questioni tecniche, quindi sugli aspetti soggettivi, oggettivi, sui massimali che sono stati tanto bene illustrati dall'architetto Posano, e invece voglio fare un focus verticale su questa tematica e quindi sul modo in cui l'impresa viene pagata o in cui il committente paga i lavori fatti. In questa mezz'ora che ho a disposizione ho strutturato l'intervento su questi punti che adesso vado un attimo a illustrare. Partiamo appunto dal processo integrato e dalla gestione della complessità. Il Superbonus 110%, dal mio punto di vista, che si dedica, è un tema sicuramente complesso e che va affrontato con cognizione di causa, dopo lo vedremo. Facciamo un focus su quelli che sono gli attori coinvolti in tutto il processo e quindi le competenze e gli obiettivi che ognuno di loro può avere. Dopodiché ci concentriamo su un'analisi sia economica che fiscale e preventiva. È molto importante, lo vedremo, l'attività che viene fatta in via preventiva da un punto di vista tecnico sicuramente, ma anche da un punto di vista fiscale ed economico. Seguirà poi 3 esempi molto pratici, insomma anche semplici se vogliamo, un po' per far comprendere i tre temi, quindi la detrazione d'imposta,
e le due opzioni, lo sconto in fattura e la cessione del credito. Molte volte sconto in fattura e cessione del credito vengono confuse, in realtà sono due istituti diversi con vantaggi e svantaggi propri. Cos'è meglio l'uno e meglio l'altro, meglio la detrazione, dopo cercheremo di comprendere. E quindi parleremo appunto con due esempi delle alternative, quindi lo sconto in fattura e cessione del credito. Mi soffermo anche un attimo su quelle che sono le condizioni economiche e le modalità operative che le banche stanno attuando. C'è molta più chiarezza sia di condizioni ma anche di operatività, specie su alcuni istituti di credito piuttosto che altri. Dopo magari vediamo un attimo l'operatività che le banche stanno mettendo in essere su queste tematiche qua. Passerò velocemente sulla procedura di attivazione della cessione del credito, anche perché è stata ben spiegata dall'architetto precedentemente, e quindi ho dedicato una slide a questo, per chiudere dopo con un esempio concreto e anche reale, se vogliamo, quindi con numeri reali, di una simulazione l'atto general contractor, quindi l'atto impresa, nel momento in cui la stessa viene pagata dal committente tramite lo sconto in fattura. Eccoci qua. Allora, qua questa slide in cui ho evidenziato molto velocemente quelli che sono gli aspetti principali del super bonus, l'ho messa unicamente perché per ricordare a me e un po' anche a tutti come è stato sdoganato il super bonus. È stato sdoganato nell'ambito del decreto rilancio, mi ricordo ancora le affermazioni allora di Conte e di Gualtieri, in cui in realtà ristrutturazione per tutti è tutto gratis. Ecco, se la comunicazione fatta dal mio punto di vista è abbastanza opinabile, devo dire che ha avuto quantomeno il merito di aver molto accelerato la domanda su questi temi, forse anche troppo. Dicevamo, e l'abbiamo visto anche prima, che il super bonus non è tema per nulla semplice, per nulla banale. Perché? Perché non lo è per tutta l'attività che è stata messa, voi anche di controllo in essere. Ci sono molte cose da fare prima, durante e dopo. Quindi tutto il tema delle asseverazioni, dell'APE preventiva, dell'APE a posteriori, dei visti di conformità, tutto il tema della cessione del credito, come pago, gli aspetti finanziari legati ad essi, quindi tutta una serie di attività che rendono il processo Superbonus 110 un'attività sicuramente complessa e che va governata, anche perché è certo che i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che dell'Enea o del Mise saranno sicuramente copiosi, ci saranno. È chiaro che ottimo strumento, va fatto bene, va fatto con cognizione di causa, va fatto con un'analisi preventiva che vada a tutelare tutti gli attori in gioco, perché nel momento in cui ci saranno questi controlli è chiaro che un responsabile, nel caso le cose non fossero state bene, lo si deve trovare. E sempre è il committente, lo saranno i tecnici che asseverano, non sono mai le banche o i fornitori che hanno accettato invece la cessione del credito. Questa è un'altra cosa che è giusto sapere. Tema complesso e quindi è corretto un attimo, come dire, mangiare l'elefante a piccole dosi. Ho messo qua un diagramma in cui elencare un po' tutta quella che è la procedura in cui sono diciamo, le varie fasi del percorso Superbonus che portano fino alla cessione del credito. Io in realtà mi soffermerò sui primi due punti. Il primo lo vediamo qua, l'analisi preliminare. Molto importante, in questa fase qua vanno raccolte le esigenze del committente, ma vanno anche verificati tutti i prerequisiti. Bisogna un attimo ragionare anche sul fatto di quanto il committente è disposto ad investire nell'operazione. Poi tutto gratis, c'è un budget a disposizione, è il momento in cui si deve anche spiegare al committente, che spesso e volentieri è all'oscuro di alcuni concetti, un po' qual è il tema nel suo complesso del Superbonus. Quindi capiamo anche qua il budget che il committente può avere a disposizione e come banalmente vuol pagare dopo il lavoro fatto. A questa fase ne segue un'altra altrettanto importante, l'abbiamo visto prima, la certificazione dello stato di fatto, dove in realtà da un punto di vista tecnico l'APE preventiva, lo impone anche la normativa, invito io fortemente a soffermarsi anche su un'analisi da un punto di vista fiscale
finanziario e anche un'analisi degli asset proprietari in generale. Dopo vedremo gli altri punti, però su questi mi soffermo un attimo, in quanto ritengo che siano punti assolutamente importanti da sdoganare anche a tutela del committente. È importante fare queste analisi bene, è importante pagare i professionisti che tutelino me committente, perché il tema è quello. Ci si concentra molto su aspetti tecnici, su cosa voglio fare, il committente ha un solo obiettivo, cercare di pagare il meno possibile, non sa dopo i rischi comunque che sono posti in capo anche a lui. Quindi diciamo che anche a tutela del committente stesso, della signora Maria, diciamo così, è importante questa fase. Le fasi successive, ovviamente, il progetto e quindi il preventivo, il computo, una valutazione già in questo momento qua dell'accompagnamento in banca al committente o un affiancamento all'impresa se deve decidere di farsi pagare tramite uno sconto in fattura, la fase esecutiva vera e propria e quindi i lavori realizzati, il coordinamento lavori, la direzione lavori, la sicurezza, il tema dell'asseverazione tecnica consuntiva, la pratica ENEA, il visto di conformità e la chiusura con le cessioni. Questo è un po' il processo del Superbonus 110% che ho tenuto a rievidenziare soprattutto con focus sui primi punti e sull'analisi preventiva preliminare di tutto il processo. Dicevamo tema complesso che ha molti attori, li vediamo qua elencati, quindi partiamo dal committente piuttosto che dall'impresa, le ESCO o le banche, i professionisti che entrano in campo, sono molti, e i fornitori. Ognuno avrà i propri interessi, il suo ruolo e i propri obiettivi. Mi concentro unicamente sui due centrali, ESCO e multi-utility e banche, perché sono un po' i temi, sono un po' come dire, gli attori principali nel momento in cui devo ragionare su concetti di cessione del credito. ESCO e multi-utility, ognuna di queste ha vantaggi e svantaggi, devo dire, no? Cedo il credito alle ESCO e alle multi-utility, faccio un esempio, cosa intendo per ESCO e per multi-utility, Enel, Enercom, ERA, NLC, un po' questi temi. Quindi in realtà quelle grosse multinazionali, chiamiamole così, che c'erano anche nella cessione del credito precedente, perché non dimentichiamo che non è una novità la cessione del credito e lo sconto in fattura. Un tentativo era già stato fatto un po' di tempo fa, è stato un tentativo che è fallito, e vedremo dopo le cause di questo fallimento. Fondamentalmente è fallito perché veniva dato il ruolo a cui cedere il credito unicamente a queste ESCO e multi-utility. Non era possibile cedere per esempio il canale bancario. Qual è a mio avviso come dire, gli elementi negativi di questo tipo di scelta? Innanzitutto devo dire che è una scelta comunque molto comoda, molte volte per non affrontare tutto il processo, per non rompermi più di tanto nel capire, se sono un'impresa, faccio i lavori, mi faccio pagare con sconto in fattura, cedo alla ESCO la multi-utility, questo secondo me è un vantaggio in termini di redditività, perché queste grosse realtà non fanno tutto questo lavoro, questo processo gratis, si fanno pagare. Ho visto anche dei progetti in cui si parlava del 20, 30, anche 40%, è chiaro che quello che è il margine operativo rimane a queste realtà qua, che magari dopo cercano anche di venderti l'energia elettrica. Dall'altra parte, come dicevo, è molto comodo affidarsi a loro. Il vero successo dello sconto in fattura della cessione del credito attuale sdoganato con il decreto rilancio è stato invece la possibilità di cedere al canale bancario e anche ai fornitori non di filiera. Questo qua ha reso di fatto la cessione del credito un'attività molto democratica. Con l'entrata in vigore, con l'entrata in campo delle banche, le commissioni si sono notevolmente assottigliate e anche l'operatività, lo vedremo dopo, è sicuramente alla portata di tutti. Allora, dicevamo prima, attività molto importante l'analisi preventiva. Dal mio punto di vista, e quindi dal punto di vista di chi si occupa di finanza e di aspetti fiscali, nell'analisi preventiva, dove vengono fatte analisi sicuramente tecniche, fondamentale, l'invito è quello di cominciare a ragionare anche su questi temi. Innanzitutto, se sono un committente, chi commissiona i lavori, devo ragionare sul fatto se sono capiente quali sono i miei redditi presenti e futuri. È il caso che detraggo oppure che utilizzo le due opzioni? Molte volte vedo che non si prende neanche in considerazione il fatto di detrarre direttamente.
In realtà, dopo alcune analisi che abbiamo fatto, salta fuori che forse come dire, l'opzione migliore è proprio questa. Succederà una volta su 10, per carità, però ecco, quella volta lì va sicuramente presa in considerazione. Quindi è il caso che ognuno sappia esattamente la propria posizione reddituale e fiscale per comprendere se è il caso che detragga lui direttamente, e in questo caso avrà un vantaggio massimo, oppure invece se adotta le due opzioni, sconto in fattura e cessione del credito. Però ecco, se non faccio un'analisi non scelgo con cognizione di causa. Altra cosa importante in questa fase qua è di comprendere se le condizioni del committente e dell'impresa, anche alla quale decido di pagare tramite sconto in fattura, sono condizioni tali da poter accedere al credito bancario con facilità. Questo vale sia per il committente, vale sia per l'impresa che ho individuato. Altro concetto, devo avere ben chiaro gli strumenti e le procedure di cessione del credito o dello sconto in fattura. Allora, cerco un attimo di spiegare questi tre concetti con un esempio didattico e molto semplice che ritengo abbastanza chiaro. Quindi mi ci soffermo un attimo. Un esempio, parto da un esempio in cui gli interventi trainanti sono cappotto con superficie disperdente lorda superiore al 25%, la sostituzione dell'impianto di climatizzatore con impianto a pompa di calore, mentre tra gli interventi trainanti l'impianto fotovoltaico e le colonnine di ricarica auto. Gli ho dato un prezzo rotondo e quindi questi interventi qua cubano per 100.000 euro, IVA compresa. Ora vediamo le tre opzioni della detrazione, dello sconto in fattura e della cessione del credito. Vantaggi e svantaggi di ognuno di questi. Ritorno alla domanda di prima, qual è il più conveniente? Ovviamente la risposta non può essere che dipende, se no sarebbe troppo semplice e scontato, dipende caso per caso, soggetto per soggetto, ma proviamo un attimo a comprendere. Detrazione d'imposta, che in realtà è l'opzione base, quella che c'è sempre stato, che c'era anche prima con il 50-65%, e quella che c'è tuttora con il super bonus 110%. Cosa succede? Succede che ho un importo lavori massimo di 100.000 euro IVA compresa, ho nel mio bagaglio, nel mio zainetto, un credito d'imposta a fronte di questi lavori, io committente, di 110.000 euro. Ecco, in questo caso, se riuscissi io committente a detrarmi questo credito d'imposta nei 5 anni successivi, ho il vantaggio massimo. Perché ho un vantaggio massimo? Perché quei 10 punti in più me li trattengo io committente. Detraggo in 5 annualità, quindi nel caso specifico 22.000 euro ogni anno, nel quale non vado a pagare imposte. Occhio che dobbiamo dire due cose. Uno è che questa detrazione qua mi può compensare unicamente le imposte sui redditi, quindi l'IRPEF, non invece tutta una serie di imposte in maniera orizzontale che vedremo prima, nel momento in cui invece sei destinatario di una cessione del credito o di uno sconto in fattura. Quindi questo è già il primo elemento da considerare. L'altro elemento è la capienza. Quello che non riesco a detrarre anno per anno lo perdo, non lo posso né recuperare né chiedere a rimborso. Quindi diciamo che è la soluzione ottimale se sono capiente e se chiaramente ho imposte sui redditi alti da dover pagare. Nel caso invece non fossi capiente oppure banalmente non sono soggetto IRPEF oppure non sono un soggetto che ne so, i forfettari mi viene in mente o anche altre realtà perché sono residente all'estero o quant'altro, quindi non ho redditi effettivamente da andare a detrarre, è chiaro che il decreto di lancio mi dà questa grossa opportunità che è quello di valutare le due opzioni, quindi lo sconto in fattura e la cessione del credito. Le vediamo con due esempi, anche queste. Ho fatto un esempio di sconto in fattura, sempre partendo dai famosi 100.000 euro complessivi di lavori IVA compresa, sempre con un credito d'imposta di 110.000 euro. In questo caso qua cosa succede? Succede che io committente pago l'impresa che mi ha fatto questi 100.000 euro di lavori cedendogli una parte della mia detrazione, quindi invece che pagarlo con soldi contanti, con un bonifico, gli cedo la mia detrazione ho fatto un esempio, ecco, un po' per complicarlo, quindi lo sconto in fattura parziale questo, non totale.
comunque gli cedo 70.000 euro di quello che è la mia detrazione di imposta. L'impresa ne beneficia per 77.000 euro. Qua il pricing, chiamiamolo così, è imposto dall'Agenzia delle Entrate. Ti cedo 70.000 euro, mi carico sul mio cassetto fiscale 77.000 euro nel momento in cui sono un'impresa. Dopo vedremo la questione del lato dell'impresa. Io committente vorrà dire che avrò pagato con disponibilità mie proprie l'impresa per 30.000 euro facendogli. In questo caso qua cosa succede? Succede che questi 33.000 euro che avrò, il 110% su questi 33.000 euro qua, io posso decidere di detrarmi per i prossimi 5 anni, oppure di pagare un altro fornitore, oppure di cederli io direttamente alla banca o ad altri intermediari finanziari o fondamentalmente a chi voglio. Quindi diciamo che questi 30.000 euro qua mi si aprono delle varie altre opzioni. Poi ho deciso di pagare l'impresa solo generare contratto solo per 70.000 euro e quindi mi rimane il mio bagaglio questi 30.000 da gestire. A sua volta l'impresa che è stata pagata con questi 70.000 euro qua dovrà fare delle valutazioni anche lei fiscali e finanziarie. Fiscali perché? Perché in realtà può decidere di detrarseli lei in 5 anni questi 77.000 euro che gli vengono caricati, o può invece banalmente cederli all'istituto di credito, renderli liquidi oppure pagare qualche altro fornitore. Quindi anche l'impresa ha questa facoltà di scelta. Lo farà come? Lo farà in base a delle valutazioni finanziarie che l'impresa si è fatta. Perché questo? Perché se io sono un'impresa, un general contractor, che ti faccio tutti questi lavori qua, ho capito che tu mi paghi con questo credito fiscale, ma io i dipendenti li devo pagare, le materie prime le devo pagare e quindi ho dei costi che devo sostenere. Finanziariamente il gioco non regge e quindi se sono liquido, se sono capiente non è un problema, altrimenti devo capire, devo sapere ancora prima di acquisire un lavoro come andare a gestire questo pagamento che il committente mi è andato a fare. Se parliamo di sconto in fattura, il sconto in fattura ha di per sé degli svantaggi ma anche degli vantaggi. Il vantaggio qual è? È che nel momento in cui mi viene caricato, lo svantaggio, tanto per dire uno, è che il prezzo è imposto, 100-110, 100-110. Quindi non posso andare a negoziare con il committente il prezzo al quale lui mi cederà questo credito qua. Il vantaggio è che nel momento in cui io me lo carico sul mio cassetto fiscale, detraggo in via orizzontale tutte le imposte e quindi anche l'INPS che dovrò pagare, i contributi previdenziali, le tasse scolastiche, l'INAIL, diciamo un po' tutto. Questo lo farò chiaramente dal 10 del mese successivo, nel momento in cui mi è stato caricato sul mio cassetto fiscale e a partire comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Farei un esempio adesso anche invece di cessione del credito, che come dicevo prima spesso e volentieri si confonde con sconto in fattura, ma è un istituto comunque diverso. L'esempio che ho fatto qua l'ho fatto con cessione del credito e contemporaneamente la cessione di un finanziamento ponte. Cerco di spiegarmi meglio. Qua è sempre lato committente, quindi è chi ha commissionato i lavori. Sto facendo il focus su chi ha commissionato i lavori, dopo magari lo vedremo anche per quel che riguarda l'impresa. Lavori 100.000 euro IVA compresa, credito d'imposta 110.000 euro, qua il committente fa la scelta non di pagare l'impresa con sconto in fattura, ma fa la scelta di cedere lui stesso il credito all'istituto bancario, di farsi quindi pagare il credito d'imposta, nel frattempo attiva un finanziamento ponte con l'istituto di credito. Come funziona? Funziona che ogni volta che l'impresa emette una fattura, il cliente va in banca, la banca gli dà la disponibilità per pagare l'impresa è ben contenta perché invece di vedersi accreditato un credito ha soldi veri e questo lo fa per tutti, l'acconto, per il saldo e per il saldo. Quindi diciamo che il committente che paga nel frattempo cede il credito all'istituto bancario, servirà un tempo tecnico per far sì che la banca paghi questo credito che il committente ha ceduto. Quasi tutte le banche lo pagano più di 100, quindi normalmente 101, 102, 103, dopo vedremo un attimo il mercato in che direzione sta andando. Quindi diciamo che il cliente ha questo beneficio, questi
qualche punto in più rispetto a quello che avrebbe, come dire, che gli sarebbe stato valorizzato se avesse ceduto lui lo sconto in fattura all'impresa, con i soldi che prende cosa fa? Va a chiudere questo finanziamento ponte. Avrà avuto dei mesi in cui avrà pagato unicamente gli interessi di preammortamento. Ecco, è un modo questo per, come dire, monetizzare quel qualche punto in più e per rendere liquido questo credito e per pagare l'impresa. È una soluzione che a mio avviso va considerata. Spesso e volentieri mi vedo a dover gestire delle situazioni in cui il committente la prima cosa che fa è quello di scaricare sull'impresa o sul general contractor tramite sconto in fattura tutti i lavori fatti. L'impresa ovviamente non sono, come dire, felici di questo e dovranno valutare caso per caso se accettare i lavori o se non accettarli. Va anche detto che il committente ha questo tipo di soluzione qua. Gli va spiegato, va magari accompagnato in banca, è una cosa che va chiaramente gestita, però a mio avviso è la classica situazione win-win, contenti tutti, contento il cliente, contento l'impresa che viene pagato con i soldi veri, contenta anche la banca che chiaramente fa l'attività della banca e presta i soldi. Chiudo con questo esempio qua della cessione del credito. Ecco, ci tengo ancora a ribadire che cessione e sconto in fattura hanno delle caratteristiche loro proprie. Altra cosa che forse non ho detto, la cessione del credito non è soggetta a un pricing imposto. Questo cosa significa? Che è lasciato un po' alla negoziazione tra cedente e cessionario, quello di valorizzare a quanto cedo questo credito d'imposta del 110%. Una slide, anzi un paio di slide riassuntive di quelle che sono le condizioni economiche bancarie attualmente sul mercato. Sono partite, come dire, a valutare questi temi alcune banche prima di altre, non faccio segreti nel momento in cui dico che Unicredit piuttosto che Intesa e qualche altro sono partite prima delle altre, hanno fatto un po' scuola, hanno fatto un po' mercato, si sono un po' allineate tutte su quelle che è l'operatività e le condizioni di questi due istituti di credito. Ci sono dopo dei casi limiti, qualcuno un po' meglio, qualcuno un po' peggio, ma magari lo vedremo dopo, se no rimango anche a disposizione per domande a riguardo. In che direzione è andata la condizione tanto più che è stato un momento, ricordo bene, in cui Unicredit è partita dicendo noi acquistiamo i crediti 100 per le imprese, 102 per i privati, ma fino al 30 di settembre. Intesa che invece aveva detto 100 per tutti, ovviamente ha rilanciato, ha detto anche noi 100, 102, ma per sempre e non fino al 30 di settembre. È chiaro che la concorrenza su questi temi tra i due istituti di credito è notevole, le altre banche che sono arrivate dopo, quindi BPER piuttosto che BNL o altri istituti di credito, si sono un po' allineati su queste condizioni. Adesso faccio una carrellata veloce. Sono scese in campo anche le poste e anche operatori di fintech. Ne cito un paio: Working Voice o Borsa del Credito. E poi tutto il tema delle assicurazioni generali piuttosto che Unipol, si fanno attori anche loro in quanto acquistano il credito e magari cercano anche di vendere le loro polizze. Due parole, a livello di condizioni 100 e 102, qualche banca fa 103, qualcuna fa 98, questo è un po' il range normalmente in cui viene acquistato il credito. Normalmente c'è una differenza se il credito lo acquisto da un'impresa o da un privato, tendo a favorire l'acquisto dal privato. Nel momento in cui anticipo il credito a un privato, gli anticipo tutto il 100% dei lavori, quindi in realtà il cliente privato avrà tutti i soldi per pagare l'impresa. Nel momento in cui invece il credito lo acquisto dall'impresa, gli finanzio tramite un finanziamento ponte che di solito è fatto sotto forma di anticipo contratto o anticipo fattura, gli finanzio un importo che va dal 50 al 60%. Variano anche i tassi. Il privato normalmente, ho visto tassi oscillare tra 2,50 e 2,70 di tasso fisso, mentre per quel che riguarda l'impresa dipende molto dal rating della singola impresa. Il range indicativamente dal 3 al 6%, possiamo dire, largo tanto. È chiaro che vanno fatte anche altre considerazioni. Le banche non hanno un obbligo di acquistare, non hanno un obbligo di finanziare, quindi rendere liquido l'acquisto del credito. Come succedeva prima, possono decidere se i soldi darli o se non darli. Questo va tenuto in considerazione
ai fini anche di una valutazione finanziaria preventiva dell'intera commessa, sia per il privato e sia per l'impresa. Relativamente a questo, proprio un'indicazione tecnica bancaria è che sul lato della cessione del credito, normalmente le banche non fanno una delibera abbastanza light, in quanto il credito lo acquistano pro soluto e saldo buon fine. Cosa significa? Significa che tu gli cedi il credito quando ce l'avranno fisicamente sul loro cassetto fiscale, quindi quando sono sicuro di toccarlo con mano, dopo 5 giorni ti pagano. È chiaro che non faranno tante considerazioni su chi cede su chi cede questo credito qua. Discorso diverso invece è nel momento in cui questa cessione qua io chiedo che me la anticipino, quindi chiedo di finanziarli, sia che sono un'impresa, sia che sono un committente, chiedo alla banca di darmi questi soldi prima di avere la cessione del credito. Qua le banche entrano molto nel merito e faranno tutte le valutazioni che facevano prima, a mio avviso anche di più, nel senso che le delibere bancarie su questi argomenti qua, specie se accedere al credito a un'impresa di costruzioni, sono molto stringenti. Il tema è complesso della cessione, si parla, c'erano degli articoli su Sole 24 Ore che dicevano che per governare tutto il processo si parla di 30, 36, 38 documenti da presentare. La cosa non è banale, quindi è chiaro che bisogna essere affiancati sia da professionisti che riescono a governare tutto il processo ed evitare problemi futuri, ma anche la banca nel momento in cui deve analizzare tutti questi documenti qua, voglio dire, la banca fa la banca, come tecnica non sa fare, si affida a delle società di consulenza esterne, le cosiddette Big Four, Deloitte piuttosto che PricewaterhouseCoopers, Ernst Young o KPMG. Quasi tutti gli istituti di credito hanno demandato a queste società di consulenza l'analisi della documentazione. Le stesse analisi faranno anche il visto di conformità e gestiranno anche le cessioni del credito, le stesse società di consulenza. Mi sono soffermato un attimo sul tema condizioni perché so che è sempre una cosa che è abbastanza interessante da comprendere anche. Dopo da qua a dire come le banche si stanno muovendo, magari non c'è il tempo tecnico, ma rimango a disposizione. Questo è un articolo che c'era sul Sole, un po' che riassume quelle che sono le condizioni economiche dei vari istituti di credito. Rimangono a mio avviso un po' fuori dal gioco le BCC, nel senso che ho visto che sono abbastanza, come dire, destrutturate da questo punto di vista, ognuna fa condizioni proprie e la gestisce in maniera anche diversa. Quindi il tema delle BCC va un attimo capito caso per caso. Altra cosa che mi sento di dire è che nonostante tutti gli istituti di credito continuano a dire che la cessione e l'anticipo è sia per clienti che per non clienti, nella realtà se non sei cliente la vedo molto ma molto dura che una banca ti smobilizzi il credito. Quindi anche qua se sei cliente di intesa di Unicredit delle grosse banche va bene, se sei cliente di una realtà che non gestisce così bene la cessione del credito posso avere qualche problema. Avanti. Questa slide che è un po' sulle procedure, corro veloce anche perché è già stato affrontato dall'architetto prima, pongo solo il punto su due temi del percorso che sono stati chiariti proprio qua ultimamente. Il percorso è sempre quello, quindi Enea, Agenzia delle Entrate, visto di conformità e quant'altro. L'importante però è stato ribadito che tutta la cessione parte con un accordo che deve essere fatto a monte. Quindi se parliamo di sconto in fattura, l'accordo un accordo tra contribuente, fornitore e cessionario. Lo sconto in fattura, banalmente, l'accordo è testimoniato dalla fattura stessa. Se però parliamo di cessione del credito, deve esserci un accordo quantomeno scritto, a volte qualcuno chiede anche notarile, di cessione del credito dal cedente al cessionario. Ecco, quindi la prima fase è importante, l'ultima fase è altrettanto importante perché alla fine del percorso, che magari vedremo adesso velocemente perché non so il tempo che ho ancora a disposizione. Ancora qualche minuto. Qualche minuto, perfetto, ma ci sto dentro ampiamente, proprio corro un attimo. Il punto finale è che nel portale dell'Agenzia delle Entrate, che adesso vedremo, deve esserci la conferma da parte del cessionario, del fornitore, a questa cessione del credito prima di dare il via alla cessione del credito vera e propria. Eccola qua, proprio ieri o l'altro ieri è stato sdoganato anche da parte dell'ordine dei commercialisti e dei revisori contabili quella che è la checklist relativamente al visto di conformità e quindi a tutti i documenti o le domande o le richieste che vanno fatte per poter fare il visto di conformità.
Sul visto di conformità mi soffermo un attimino, anche perché è stato oggetto di un seminario che è stato fatto la settimana scorsa, in cui si sono chiariti un paio di punti in cui effettivamente non si capiva bene il visto, quando doveva venire, dove doveva venire, come comunicarlo. È stato chiarito questo passaggio qua, che adesso vi dico. Questo qua è il portale dell'Agenzia delle Entrate, che è già operativo, l'abbiamo visto, funziona, è proprio operativo. Diciamo che l'Agenzia delle Entrate in questo caso è stata più brava di Enea, in quanto è operativo, mentre il portale di Enea non è ancora operativo. Nei fatti, l'Agenzia delle Entrate è operativa, le banche dal 15, quindi da qualche giorno fa, possono attuare pratiche di cessione del credito, nella realtà fin tanto che non viene sdoganato. Anche di fatto l'unica cosa che ancora manca è il portale dell'Enea. Diciamo che il super bonus 110 è un po' zoppo, manca ancora qualche elemento. Quello è forse la polizza che va a garantire gli asseveratori, anche se mi dicono che le polizze sono uscite o stanno uscendo. Tramite questo portale qua come dire, si comunica all'Agenzia delle Entrate nella procedura che abbiamo visto prima e che ha illustrato anche l'architetto precedentemente. Si comunicano le due opzioni. Cosa faccio io committente? Faccio lo sconto in fattura o cedo il credito? E questo anche il documento, che viene presentato sempre in via telematica tramite il portale che abbiamo visto prima, è sempre questo il documento nel quale avviene effettivamente il visto di conformità per quel che riguarda cessione del credito e sconto in fattura. Non avverrà qua invece il visto nel momento in cui farò la detrazione del credito. Questo è il modello che verrà usato, lo vediamo qua alla pagina 2, in cui il professionista abilitato, il capo, il commercialista, dovrà porre il proprio visto, in cui dovrà verificare che ci sono anche tutte le attività fatte precedentemente, quindi la presentazione dell'Enea, le asseverazioni e quant'altro, che c'è anche la polizza assicurativa, perché è lui che attesta che effettivamente in capo agli asseveratori è stata emessa la polizza assicurativa. Sempre in questo documento qua verranno un po' specificati quelli che sono i vari interventi. È un documento fatto di 4 pagine, nell'ultima pagina indicherò i beneficiari. Innanzitutto indicherò l'opzione sconto in fattura o cessione del credito, anche qua testimonianza che sono due istituti diversi. Ed indicherò i beneficiari sia dello sconto in fattura, l'impresa per esempio, o i beneficiari della cessione del credito, per esempio mio fratello, perché ho deciso di cedere il credito a mio fratello. Ecco, in realtà ho 2 minuti, ma sono proprio 2 slide importanti quelle che voglio far vedere, per cui chiedo se proprio 2 minuti aggiuntivi, ecco, per chiarire questo concetto. Vi ringrazio. Più che altro perché ho voluto un attimo analizzare le implicazioni fiscali dell'impresa, quindi di chi accetta lo sconto in fattura nel momento in cui accetta appunto di essere pagata tramite sconto in fattura. Perfetto perché il committente non tira fuori un euro, e l'impresa però ha questa, come dire, tra virgolette, problema da gestire, problema opportunità da gestire. L'analisi l'ho fatta partendo da un caso concreto, quindi partendo dal committente privato, che è una persona molto preparata, proprietario di un'unità immobiliare costruita nel 1971, classe energetica probabilmente G, ha un budget di spesa, mi dice sì, se lo faccio gratis è meglio, però 10, 15, 20 mila euro dei lavori lo metto anche a disposizione. Ho l'obiettivo però principale, al di là di fare i lavori gratis, che è quello di aumentare il benessere abitativo per godermi la mia casa ora che sono in pensione, quindi diciamo anche un obiettivo nobile e non solo economico. Siamo andati nei dettagli di un computo, questi qua un po' sono i numeri che sono in campo. Ho quantificato 1.500 euro circa per l'incarico preliminare, che ritengo vada pagato a professionisti qualificati che devono tutelare anche me come committente. Ho quantificato degli importi tra spese di progettazione, spese tecniche fatte nella fase sia esecutiva sia nella fase finale, quindi asseverazione di conformità, e l'importo lavori veri e propri. Una prima cosa da dire è che l'incidenza delle spese tecniche di tutto il percorso, di tutto il processo, cuba intorno al 18-20%. Questo va tenuto in considerazione. Sempre con quell'esempio che abbiamo visto prima, riesco a fare tutti i lavori che la signora mi ha commissionato. L'importo complessivo è di 99.000 euro circa, di cui 81.000 euro lavori, 17.000 euro spese tecniche. In questo caso qua ho un massimale accumulato per il bonus di 96.000 euro.
significa che dovrò sostenere un esborso, io come committente di 3.000 euro, devo fare un bonifico di 3.000 euro, perché il mio bonus massimo era 96.000, il credito d'imposta massimo maturato è di 105.000 euro. Alla luce di questo, sto quasi arrivando in conclusione, ho fatto un piano finanziario in cui ragionare su queste logiche qua. Tutto bello, però se l'impresa in via preventiva non fa un'analisi, cerca di comprendere da un punto di vista finanziario come è messa e come riesce a scaricare a terra questa cessione del credito, tramite anche l'anticipo che la banca, abbiamo visto prima, può fare, corre il rischio di andare in difficoltà, in un gap di liquidità, se sono un'impresa. Perché nel momento in cui mi pago la cessione del credito, io ho delle spese, ho degli incassi un po' più proiettati in là nel tempo, devo saperli come gestire. Da questo business plan fatto, dove ho quantificato mese per mese tutte le varie attività, sia da un punto di vista degli esborsi, sia da un punto di vista degli incassi, l'ho gestito con la cessione del credito e con l'anticipo contratto fatto presso una banca, in cui c'è un momento in cui la banca mi dà il 50%, ci sono degli stati avanzamento lavori e c'è un momento in cui la banca mi paga il credito d'imposta che gli ho ceduto. Con questo credito chiudo il finanziamento, in questo caso qua lo vediamo dal grafico, l'operazione è assolutamente sostenibile. È sostenibile perché non ho nessun momento in cui vado in un gap di liquidità, lo riesco a fare solo e solo se ho, come dire, governato tutto il processo, mi sono fatto le mie analisi, sono andato in banca prima e ho scaricato sulla banca la liquidazione di questo credito qua. Quindi tutto questo per dire in sintesi 2 messaggi, 3 messaggi che mi piace lasciare alla fine di questo mio intervento e nei quali credo fortissimamente molto, sia che sono committente sia che sono impresa, perché se no tutto il modello super bonus 110% a mio avviso non regge. Quali sono i 3 messaggi? L'importanza degli aspetti fiscali e finanziari nella valutazione preliminare dei progetti. L'avrò detto 15 volte, ma insisto, è un tema assolutamente sul quale fare attenzione. Non sono più importanti gli aspetti tecnici, ci mancherebbe, ma sono importanti al pari degli aspetti tecnici. Il super bonus, non dico che sia uno strumento finanziario, ma è anche uno strumento finanziario. Enfasi, attenzione alla cessione, è un'ottima opportunità sia per il committente perché non tira fuori soldi, sia per l'impresa di costruzione perché può allargare molto la base dei lavori da fare, però è un'ottima opportunità che va compresa e governata. Ultimo punto, valutare in via preventiva, specie se sono un'impresa o un generale contratto, gli aspetti finanziari, l'impatto sul cash flow aziendale prima di prendere qualsiasi decisione. Non devo prendere lavori per forza, prenderne tanti, non saperli gestire da un punto di vista tecnico, ma soprattutto andare in difficoltà da un punto di vista finanziario. Quindi queste sono analisi che assolutamente vanno fatte prima di decidere di partire. Credo di aver detto tutto, spero di non avervi annoiato eccessivamente e di aver comunque lasciato qualche messaggio. Grazie. Grazie Mauro. E adesso chiamiamo in causa invece Iris Visintin, anche lei fa parte ti assegno la condivisione dello schermo, Iris, anche lei fa parte del GBC Italia, il chapter Veneto Friuli Venezia Giulia, con il quale abbiamo organizzato oggi insieme all'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia questo webinar. GBC Italia e il Green Building Council Italia è l'associazione che promuove il protocollo LEED, per chi non avesse familiarità illustro. Lascio a te allora la parola Iris per introdurre anche quest'ultimo aspetto che riguarda i CAM, visto che il super bonus 110% ha ampliato un po' diciamo quella che è la platea di interventi in cui i CAM sono richiesti, e vediamo un po' quali sono appunto le richieste in merito. Benissimo, grazie intanto ai relatori precedenti che hanno descritto secondo me con una chiarezza e semplicità un contenuto molto articolato. Allora, io mi presento, sono Iris Visintin, sono esperta appunto come diceva poco fa del protocollo LEED che certifica la sostenibilità degli edifici. Nella vita di tutti i giorni collaboro con una società di consulenza, QualityNet, che supporta le aziende
a verificare tutti i temi legati alla sostenibilità, le caratteristiche, certificazioni, attestazioni, test. Oggi sono qui però come segretario del chapter Veneto Friuli Venezia Giulia, come collega Mauro, e in particolare vi parlerò dei criteri ambientali minimi. Perché? Perché Green Building Council Italia ha come obiettivo quello di sviluppare il tema della sostenibilità e ha partecipato ai tavoli ministeriali che hanno poi sviluppato i criteri ambientali minimi, e in quel periodo io ho avuto l'occasione di partecipare personalmente a quei tavoli, quindi, come dire, i temi sono abbastanza conosciuti. Ma veniamo un po' a noi, vediamo che cosa sono e come sono citati all'interno dell'ecobonus. Allora, nel decreto legge, che è stato citato anche dagli altri colleghi, vediamo che c'è un articolo specifico che parla degli interventi di isolamento termico delle superfici opache e che specifica, lo vedete evidenziato nella slide, che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto, e qui cita il decreto in cui sono stati pubblicati. Per chi li conosce sa e capisce un po' che tipo di requisiti sono. Ma che cosa sono i criteri ambientali minimi? Da dove arrivano? Beh, fanno parte di tutto un filone di politiche che è chiamato il Green Public Procurement. A livello europeo l'Europa ha deciso di andare verso la sostenibilità e quindi c'è tutto un filone legato agli acquisti della pubblica amministrazione, che devono essere via via e sempre di più acquisti con caratteristiche di sostenibilità. Ma cosa vuol dire caratteristiche di sostenibilità? Ecco, io devo avere dei criteri che mi definiscono per le varie tipologie di acquisti della pubblica amministrazione che cosa vuol dire sostenibilità, e di qui sono nati dei toolkit a livello europeo che definiscono questi criteri. Poi ogni singolo Stato membro recepisce al proprio interno questi temi e definisce dei propri criteri ambientali minimi per gli acquisti della pubblica amministrazione, che quindi sono inseriti nelle gare d'appalto. All'inizio era un approccio, diciamo, volontario, le singole stazioni appaltanti potevano scegliere o meno. Invece il codice degli appalti li ha resi obbligatori, e quindi nel momento in cui una stazione appaltante, una pubblica amministrazione deve fare degli acquisti, quindi mette a gara determinate tipologie di acquisti, ecco, devono essere richiesti che rispettino questi criteri. Dove trovo il testo? Dove li trovo questi criteri? Beh, la fonte principe è il sito del Ministero dell'Ambiente. Ecco, sulle slide che poi vi saranno condivise trovate proprio il link specifico, perché questa è la pagina aggiornata in cui vengono pubblicate e aggiornati anche i criteri ambientali minimi. Allora, questi sono i CAM in vigore. Come vedete non ce ne sono per varie tipologie di prodotti, quindi arredi per interni, quindi tutti i temi legati agli arredi per gli uffici, l'arredo urbano, ausili per l'incontinenza, calzature, carte, cartucce e edilizia. Ce ne sono anche altri che, se vorrete, potete andare a consultare. Ecco, quelli che interessano a noi però sono i criteri ambientali minimi per l'edilizia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale l'11 ottobre 2017. Allora, questi sono dei criteri rispetto agli altri abbastanza articolati. Perché? Perché fanno riferimento a una tipologia di acquisto molto articolato. Se vedete, il titolo è criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. In sostanza qui dentro c'è un po' il mondo, nel senso che ci sono un set, una parte di criteri ambientali minimi che riguardano il contesto, la viabilità, il verde, che riguarda anche più la viabilità tra più edifici. Ci sono criteri che riguardano specifiche tecniche dell'edificio. Noi ne prenderemo qualche esempio, ad esempio quello delle emissioni dei materiali, però c'è tutto il tema legato alle diagnosi energetiche, prestazioni energetiche, approvvigionamento, risparmio idrico.
E poi ci sono delle specifiche tecniche invece per i componenti edilizi. Come vedete si va sempre più nello specifico. Anche qui ci sono due tipologie di criteri. Uno riguarda criteri comuni a tutti i componenti edilizi, quindi che sono trasversali a tutti i prodotti che entrano a far parte dell'edificio, e poi criteri specifici invece per le varie tipologie di componenti. Quindi ad esempio avremo dei criteri specifici per ad esempio i calcestruzzi, per i laterizi, per i composti di legno, ghisa, ferro, acciaio, ecco li vedete lì elencati. Ecco, noi ci soffermeremo in particolare sul punto 2429 isolanti termici ed acustici. Allora, ora, questo è uno dei criteri ambientali minimi che avevamo visto prima nell'elenco specifiche tecniche dell'edificio. Perché? Perché le emissioni hanno un effetto che riguarda il comportamento complessivo dell'edificio, e quindi il totale emissioni, cioè quanto l'aria è salubre all'interno, dipende da una serie complessa e da più prodotti che vengono inseriti all'interno dell'edificio. Allora, tutti i criteri ambientali minimi sono formulati nello stesso modo, cioè io ho all'inizio il requisito, cioè che cosa deve essere dimostrato. In questo caso quello che mi ha detto, guarda che per queste categorie di materiali le emissioni devono essere basse. Cosa vuol dire basse? Devono rispettare la tabellina di qui sotto. Perfetto, e questo è il requisito. A fianco di questo requisito è sempre specificato come io verifico che effettivamente quel requisito è soddisfatto. È specificata la documentazione che è valida ai fini della verifica. Allora, ad esempio, in questo caso il tema delle basse emissività come si può controllare? Beh, con dei test report, ovviamente la verifica specifica non test report qualsiasi, ma test report che hanno a riferimento determinate metodologie, quindi che mi specifica come deve essere svolto il test. Qui vedete ad esempio la norma 16009 o equivalenti. Una nota, il test deve essere fatto da un laboratorio accreditato e su questo ci arriviamo tra un attimo. Sostanze pericolose, questo è un altro criterio, abbiamo visto nel gruppo sempre legato alle componenti dell'edificio, componenti trasversali, praticamente devono essere, l'obiettivo di questo criterio è quello di ridurre l'utilizzo e la presenza di sostanze chimiche pericolose all'interno dei prodotti utilizzati per la costruzione dell'edificio. Qui vedete ci sono elencati una serie di additivi che non devono essere presenti sopra quella percentuale in peso, e poi non ci devono essere sostanze nelle miscele che abbiano quelle fasi di rischio. Perfetto, quali sono le documentazioni a supporto della verifica di questo criterio? Ecco, qui troviamo due tipologie. Troviamo sempre il report test, cioè il test di laboratorio accreditato, per verificare che effettivamente quel prodotto non abbia quelle sostanze, e invece per le fasi di rischio è sufficiente una relazione redatta sulla base delle schede di sicurezza. Le schede di sicurezza, immagino che tutti ne abbiamo vista almeno una, e quindi sappiamo che sono delle documentazioni obbligate, definite dalla norma, che devono accompagnare determinati tipi di prodotti che utilizzano determinate sostanze pericolose. Poi, altro criterio, sostenibilità del legno. Prima ho citato che ci sono dei criteri legati a tipologie specifiche di materiali e componenti. Allora, questo è uno dei criteri che possono sembrare un po' strani, nel senso che l'obiettivo è quello che gli acquisti vadano nel verso della sostenibilità, e quindi che gli acquisti abbiano sempre più caratteristiche di sostenibilità. Il legno di per sé non è considerato solo l'utilizzo del legno sostenibile. Perché? Perché se io disbosco il mondo per costruire delle casette, non è un atteggiamento che è proprio da considerarsi sostenibile. Ma se io utilizzo del legno, per essere sostenibile deve arrivare da una foresta gestita in modo sostenibile, e
devo riuscire a tracciare che effettivamente quel legno arriva da quella tipologia di foresta, da quella foresta certificata, e quindi la tracciabilità in questo caso è fondamentale e garantita da alcune certificazioni riconosciute valide, FSC e PFC. Ecco, per dire, l'associazione FSC Italia è socia di GBC Italia e anche nel direttivo del nostro chapter, ed è molto presente su queste tematiche. Arriviamo ad un altro criterio, che è quello proprio specifico per isolanti termici ed acustici. Allora, gli isolanti termici ed acustici, anche qui abbiamo due tipologie di requisito, nel senso che ci sono i primi punti che mi definiscono una serie di sostanze e prodotti che non devono essere utilizzati, e li potete leggere tranquillamente. Non devono essere, ad esempio, ne leggo un paio: non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili, non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a 0, e via dicendo. E poi c'è un'altra tipologia di requisito che è un po' più particolare, ossia mi viene richiesto che se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato o recuperato secondo le quantità minime indicate dalla tabella. In sostanza, ad esempio, se io utilizzo la lana di vetro, deve avere un contenuto di riciclato pari ad almeno il 60%. Se è lana di roccia, deve avere contenuto di riciclato in peso di almeno il 15%, e via dicendo. Alcune tipologie, vedete, come il polistirene espanso o il poliuretano, hanno degli intervalli, perché sono in funzione della tipologia del prodotto, o addirittura della tecnologia adottata per la produzione, perché non sempre è possibile garantire alti livelli di contenuto di riciclato. Il tema è come dimostro che effettivamente quel prodotto ha un contenuto di riciclato? Qual è la documentazione sufficiente e necessaria per poter dichiarare che questo è contenuto di riciclato? Ecco, il paragrafo verifica è molto chiaro da questo punto di vista. Allora, e mi definisce fondamentalmente tre modalità di dichiarazioni. Una dichiarazione ambientale di tipo terzo, ossia un EPD, EPD Italy, ossia la certificazione dell'impatto del ciclo di vita di quel prodotto, eseguite secondo le due norme che vedete, la UNIEN 15804 e la norma ISO 14025. La seconda è una certificazione di prodotto, come Remedi in Italy, plastica seconda vita oppure equivalenti. La terza invece è una convalida di asserzione ambientale, nel senso che io posso dichiarare come azienda che il mio prodotto ha quella percentuale di contenuto di riciclato, è valido solo se è convalidata e verificata da un ente terzo. Ora facciamo un attimo il punto sulla tipologia delle documentazioni a supporto, quindi cerchiamo un po' di schematizzare un po' le tipologie di documentazione. Allora, rimaniamo un attimo su questa slide su cui ho cercato di riassumere un po' il quadro di riferimento. Allora, innanzitutto noi abbiamo tre tipologie, l'ISO tipo 1, tipo 2 e tipo 3, che sono tipologie di documentazioni. Nella tipologia 1 tipicamente si parla di certificazioni con uno schema certificativo accreditato. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha una certificazione, ad esempio Remedi in Italy, plastica seconda vita, ha una certificazione che ha uno schema certificativo accreditato da Credia, ossia chi ha definito la certificazione, chi l'ha scritta, chi l'ha creata, è andato da Credia e ha certificato e accreditato lo schema che mi permette poi di certificare un prodotto secondo quello schema. Fondamentalmente, ad esempio, sono definite e omogenei la durata, qual è la documentazione che è ritenuta valida per la verifica, ogni quanto devono essere fatte delle visite ispettive e tutta una serie di particolari che quello schema mi garantisce, insomma.
Invece le asserzioni ambientali di tipo 2 sono quello che dicevo prima, le dichiarazioni che l'azienda fa ad esempio sul contenuto di riciclato, ma sono valide solo ai fini CAM, solo se un ente terzo mi verifica che effettivamente quella dichiarazione è veritiera, ossia l'azienda dichiaro ad esempio sulla base della documentazione dei fornitori, del mio processo produttivo che è tracciato e tutto, che il mio contenuto di riciclato è del 20, 30, 60% perché posso dimostrarlo. Ecco, non basta la mia dichiarazione, ho bisogno che ci sia un ente terzo accreditato a sua volta che venga a verificare che effettivamente la mia dichiarazione è veritiera, quindi verificherà la mia dichiarazione, la documentazione di base ed effettivamente che il processo possa essere tracciato. La dichiarazione ambientale di tipo 3 invece è un po' più articolata. Qui c'è tutto il tema delle PD, molti di voi probabilmente avranno già sentito parlare di questo tema. In sostanza qui si parla di documentazioni che mi quantificano gli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto, calcolati attraverso un sistema LCA che però è verificato da un ente terzo. In sostanza io posso, cioè qualsiasi processo produttivo ha degli impatti, ad esempio per produrre questa gomma piuttosto che questa penna, l'impatto sull'ecosistema ha un certo livello, definito attraverso degli indicatori, ad esempio in termini di CO2 equivalente, eccetera, eccetera. Questi sono calcolati attraverso dei processi di studi di LCA, i professionisti fanno questo di mestiere. Questo studio di LCA, che quindi mi misura l'impatto di produzione di quel prodotto, deve essere verificato e certificato da un ente terzo, che in sostanza mi verifica che effettivamente quello studio ha seguito tutta la normativa richiamata dalla norma. Infine ci sono le prove di laboratorio. Su questo ovviamente tutti noi conosciamo alcuni laboratori, ovviamente tra i nostri soci ce ne sono, ad esempio Eurofins e Cambridge, sono tutti laboratori accreditati per quella norma. Ecco, questo è il punto su cui voglio puntare un po' l'attenzione, perché non è sufficiente che io porti e richieda un test di laboratorio, ma quel laboratorio deve essere accreditato per quella prova, altrimenti quella prova rischia di non essere accettata ai fini CAM o anche ai fini, ad esempio, dei protocolli di certificazione come LEED e affini. Ecco, questo è un po' il punto principale. Ora, vi racconto, tutti questi temi sono fondamentali perché spingono ad essere sempre precisi sul tema della sostenibilità ambientale. E nel senso precisi per me vuol dire misurabili, vuol dire che non è sufficiente dichiarare il mio edificio, il mio prodotto è sostenibile, devo definire dei metri, delle misure. E questi sono degli strumenti che mi permettono di dimostrare che effettivamente quel sistema è sostenibile. Perché ve ne sto parlando? Ora vi racconto un po' chi siamo. Ve ne parlo perché allora tutti noi, la mia società, la società di Mauro, sono soci di GBC Italia. Green Building Council Italia è un'associazione no profit con l'obiettivo quello di guidare la filiera dell'edilizia verso livelli sempre più elevati di sostenibilità. In particolare i soci dell'associazione sono riuniti a livello territoriale in chapter che hanno come obiettivo quello di diffondere e promuovere le tematiche legate alla sostenibilità all'interno dei nostri territori. In particolare come chapter Veneto, Friuli, Venezia Giulia ci stiamo concentrando sul tema di far partecipare e coinvolgere i nostri soci. Organizzeremo ovviamente diffonderemo temi attraverso eventi informativi. GBC Italia ha tutta una struttura legata alla formazione e quindi se potete consultare tranquillamente il sito troverete tutta una serie di corsi anche ad esempio sui criteri ambientali minimi
e poi ovviamente raccogliere temi e avere maggiori contatti e opportunità anche con le realtà locali. Per maggiori informazioni su questi temi o sul chapter Veneto Friuli Venezia Giulia vi lascio l'ultima slide, e con questo io vi ringrazio e lascio spazio per le domande invece. Benissimo, grazie Iris. A questo punto direi lasciamo veramente spazio alle domande, che sono numerosissime, e quindi devo purtroppo premettere che già confidiamo di riuscire a dare risposta alla maggior parte dei quesiti arrivati, ma visti i tempi che ci siamo dati, non so se ovviamente riusciremo ad essere esaustivi su tutte le questioni e gli argomenti. Allora, invito i vari relatori a ricomparire a video, così da risposta. Perfetto. Una domanda, allora, visto che Iris ha concluso per ultima, una prima domanda è: perché i materiali come le pitture termoriflettenti non possono essere utilizzati anche se ci segnalano alcuni hanno la certificazione LEED? Allora, LEED non dà, allora qui bisognerebbe approfondire il tema assolutamente, perché LEED non dà dei criteri legati a singoli componenti. Cioè, ad esempio, sul tema dei materiali basso emissivi dice: guarda, se tu utilizzi delle pitture, queste devono avere delle emissioni di sostanze volatili organiche sotto questo livello. Quindi il parametro è l'emissione delle pitture. Ad esempio sul tema del contenuto di riciclato, lì addirittura dice: guarda, io valorizzo i prodotti che hanno un contenuto di riciclato, senza entrare nel merito di quale prodotto può contribuire o meno. Ecco, sul tema delle pitture riflettenti possono esserci varie possibilità, adesso me ne vengono in mente un paio, però sono scelte legate ai progettisti più che al sistema LEED, cioè non è LEED che dice non possono essere utilizzate. Faccio un esempio concreto, perché mi è capitato proprio nella mia attività proprio di seguire delle aziende che fanno prodotti di questo tipo. Le pitture riflettenti hanno ovviamente l'effetto di riflettere la luce. Questo può essere un aspetto positivo o negativo. Se a me nel locale che io intendo utilizzare ho bisogno di superfici opache che non mi riflettano la luce, perché sennò mi si stanca la vista e dopo 2 ore ho delle borse sotto gli occhi che solo metà basta, allora sceglierò le superfici opache. Se invece ad esempio sono in un giroscala e ho bisogno della riflessione della luce per rendere più luminoso quell'ambiente, allora potrò utilizzarlo. Queste però sono scelte del progettista. LEED cosa dice? Dagli obiettivi dice: guarda, negli ambienti la luminosità deve essere confortevole. Ecco, questo, scusate, mi sono dilungata un po', però era un po', cioè non c'era semplicemente un sì no. D'accordo, vi chiedo però se riuscite ad essere brevi nelle risposte, in maniera che riusciamo così ad accontentare più persone, se per quanto possibile, ovviamente. Altra domanda, sempre che riguarda i CAM, ma i CAM, ci chiedono, includono anche i prodotti accessori, ad esempio per il fissaggio degli isolanti come tasselli, schiume poliuretaniche, siliconi? Allora, qui è un po' controverso, nel senso che il testo io l'ho evidenziato prima e parla solo di pannelli isolanti. È logico che se io il pannello isolante è composto da più materiali, allora io sinceramente tenderei ad includere questi. Se invece sono prodotti che io utilizzo in cantiere per l'applicazione, potrebbero anche poter essere esclusi, però ovviamente lì va visto caso per caso. Allora, passiamo a tutta una serie di questioni che riguardano invece l'applicazione del superbonus agli edifici. Allora, alcune domande, iniziamo da alcune intanto più generali. Ci chiedono: sono vincolanti le difformità catastali ed architettoniche per l'accesso al superbonus?
Rispondo io? Sì, direi di sì. Allora, sì, cioè devono essere sanate tutte queste difformità, assolutamente. Diciamo che c'è una novità del decreto agosto che prevede che per gli interventi sulle parti comuni questa verifica debba essere fatta solo sulle parti comuni, quindi questo potrebbe essere un vantaggio per i condomini in cui diciamo, è difficile controllare tutte le unità immobiliari, quindi questa novità è proprio stata inserita col decreto agosto convertito da poco in legge. Altra domanda riguarda se gli edifici collabenti isolati o collabenti comunque abbiano diritto, cioè quindi fabbricati non più agibili o idonei, insomma, alle funzioni per le quali erano stati costruiti. Allora, direi di sì, nel senso che questo accade già per le altre detrazioni, cioè anche gli edifici collabenti possono accedere. Il problema è questo per gli interventi di efficientamento energetico, che ci deve essere un impianto di riscaldamento esistente, magari non necessariamente funzionante, ma deve essere esistente. Quindi il tecnico deve essere in grado di dire che diciamo, segue la definizione di impianto termico, cioè rispetta la definizione di impianto termico. Infatti c'erano alcune domande proprio sul fatto che magari edifici da demolire e ricostruire, quindi unità collabenti, ma con un impianto termico dismesso, quindi non più funzionante, potessero rientrare o meno. Sì, confermo, c'è anche una FAQ, le uniche FAQ dell'Enea che sono uscite parlano appunto di impianto esistente anche diciamo non allacciato, non funzionante, quindi questo dovrebbe essere quasi una certezza, nel senso c'è una FAQ che fa questo accenno alla questione impianti dismessi. Quindi anche mi ricollego da altre domande che sono arrivate, edifici vecchi in cui ad esempio l'unico impianto sia una stufa a gas ma priva di libretto? Sì, esatto, anche in questo caso Può è essere possibile accedere. considerato un impianto, diciamo. Esatto, sì, tra l'altro è cambiata da poco anche la definizione di impianto termico e quindi non c'è nemmeno la potenza minima di 5 kW. Chiaro che sarà il tecnico con il sopralluogo poi a valutare, cioè a vedere com'è la situazione, però appunto c'è questa novità anche sulla definizione di impianto termico che sicuramente dà dei vantaggi da questo punto di vista. E quindi per chiarimento, visto che ci sono anche ulteriori richieste in questo senso, ad esempio una casa che è priva di impianto di riscaldamento ma viene ristrutturata, non ha possibilità di accedere al superbonus anche se esegue il cappotto. Esatto, può ottenere il sisma bonus, il super sisma bonus cosiddetto, quindi con gli interventi antisismici non è richiesto appunto, non è richiesta la presenza di un impianto di riscaldamento. E È se chiaro che l'immobile... Sì, prego. No, prego, Sì, concludo. no, volevo aggiungere, come ho specificato nelle prime slide, gli interventi antisismici chiaramente trainano solo l'impianto fotovoltaico e le batterie per l'impianto fotovoltaico. E un immobile che non ha l'abitabilità può essere comunque ammesso al superbonus al 110? Allora, secondo me in teoria no, perché deve essere, cioè, regolare da tutti i punti di vista e quindi se non è abitabile deve essere messo in regola. Secondo me non può essere richiesto il 110. E se in un condominio si realizza il cappotto sulle superfici, il 100% delle superfici, bisognerà, ci chiedono, rispettare dei requisiti più stringenti, cioè portarsi addirittura a livelli NZEB o questo No, urbano? al momento non sono, cioè i requisiti specifici sono i medesimi per gli edifici unifamiliari, non ci sono distinzioni. E se in un condominio si eseguono i lavori specificati dal decreto e quindi ad esempio una coibentazione delle superfici comuni e quant'altro, alcuni condomini volessero fare degli interventi aggiuntivi, ad esempio degli interventi di insonorizzazione per migliorare l'isolamento acustico del fabbricato. Questi come dovrebbero essere, diciamo, implementati e come calcolati? Ma allora, questa tipologia di interventi purtroppo non è contemplata dal 110%, possono ottenere il 50% su questa tipologia di interventi. Benissimo.
Alcune domande anche a Mauro Vanzini, ce ne sono diverse, ma intanto quanto tempo potrebbe passare dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate e la disponibilità del credito sul cassetto fiscale del cessionario, la banca? Bella domanda. Ho cercato di capire più intensamente, tanto più che ieri in un webinar con Intesa gli ho fatto la stessa domanda a un funzionario di Banca Intesa per capire le tempistiche. Lui si è sbilanciato dicendo che Mada Nostra è tendenzialmente entro il 10 del mese successivo. Secondo me è tanto ottimista su questa affermazione qua, specie all'inizio. Ritengo che una volta che il processo sarà abbastanza rodato, le tempistiche si assottiglieranno. Però adesso pensare che sia veloce, temo che non sarà così velocissima. Non parliamo di anni, non parliamo cioè, io mi sono fatto un'idea, io credo che un mesettino e oltre si possa passare, dal mese ai 4 mesi, un'idea mia, proprio è operatività questa. Dopo... È possibile anche, diciamo, optare per una combinazione tra cessione del credito, sconto in fattura e detrazione IRPEF? Ovviamente sì, nel senso che si può fare un po' quello che si vuole, o si spezzetta, si possono fare più sconti, più cessioni del credito, addirittura può succedere che una parte decido io di detrarla e quindi per 1 o 2 anni mi faccio la detrazione perché sono capiente, il terzo anno invece faccio la cessione del credito. Nel momento in cui faccio la cessione del credito è irreversibile e vale anche per tutte le altre annualità, però è fattibile, c'è molta elasticità da questo punto di vista. In caso non venga riconosciuto il bonus del 110%, si può in subordine ottenere il riconoscimento di altri bonus come quelli per le facciate, l'ecobonus? Sempre se parliamo di cessione e sconto in fattura, sono altrettanto cedibili e attuabili con lo sconto in fattura anche le detrazioni, quelle storiche, chiamiamole così, quindi 50, 65, le facciate. Diciamo che quasi tutti, se non sbaglio, tranne giardini e mobili, se non sbaglio, ecco, non sono cedibili, il resto è tutto cedibile. Chi è proprietario di un'abitazione singola al 50%, come si deve comportare? Qua entriamo un po' nei tecnicismi, nel senso che se riguarda il discorso di bancario, cessione del credito e quant'altro, la banca farà una valutazione al pari di una delibera che avrebbe fatto in condizioni normali se uno avesse chiesto un mutuo dove era proprietario al 50%, quindi magari chiedendo l'ipoteca o anche la garanzia dell'altro 50%. Quindi diciamo che per la banca non cambia l'operatività rispetto all'ordinario. L'ho detto prima, però le banche non sono obbligate ad accettare. Certo. Esiste una polizza assicurativa che protegga dall'eventualità del non riconoscimento del bonus 110% o degli altri bonus? A mio modo di sapere, no, però sicuramente le compagnie ci lavoreranno perché questo è uno dei rischi maggiori per il committente e anche per la banca. Ti anticipo i soldi, dopo non ottieni la cessione del credito, è chiaro che va gestita la cosa. Qualcuno si chiede anche in caso di morte cosa succede? Il bonus credo che segua un po' l'iter classico e quindi va in successione, quindi il bonus passa agli eredi e di conseguenza i finanziamenti sottostanti idem, come accade anche per i mutui normali, chiamiamoli così. C'è anche un altro passaggio che forse non è saltato fuori prima, ma è che alcune banche obbligano a fare anticipo e cessione tutto assieme, altre invece possono gestire solo anticipo o solo la cessione. In realtà le più grosse cosa fanno? Partono con il finanziamento e quindi con l'anticipo, che possono decidere di darti o meno. Se però non te lo danno, acconsentono il fatto che il credito venga ceduto. Quindi sono tutte alternative da prendere in considerazione. Esiste uno schema di contratto tipo che definisca le responsabilità dei singoli attori, imprese, banche, proprietario, conduttori, tecnici? Io non so se è rivolta a me relativamente a cessione, sconto in fattura e quelle cose lì, per quel che riguarda le banche, hanno sicuramente i loro contratti, che ho avuto anche modo di visionare, dopodiché quanto ripartiscono agli uni o agli altri le singole responsabilità, questo mi sfugge. Non so se vuole intervenire eventualmente Irene Cosano. Ecco, immagino, vero Irene, solo che ti lascio, immagino, penso
che vada regolamentato nel contratto d'appalto originario, in cui c'è un general contractor, ci sono le imprese, ci sono dei professionisti, ritengo sia quello lì il contesto, però non mi taccio. Sì, confermo nel senso che non sono a conoscenza di contratti specifici per il 110, sì, è tutto comunque un contratto tra due parti, quindi che io sappia non c'è qualcosa di specifico. E allora, altra domanda un po' più specifica, ma se si procede alla ristrutturazione di una casa unifamiliare e di un adiacente, ad esempio deposito agricolo, è applicabile? Beh, questo riguarda un po' il sisma bonus, che è all'atere, diciamo, degli argomenti che trattiamo, vediamo se possiamo dare una risposta. Il sisma bonus è applicabile anche al deposito agricolo? Allora, in teoria sì. Il sisma bonus classico però, quindi 50, 70, 80. Diciamo che se ha una pertinenza dell'abitazione non lo vedo un problema neanche per il 110. Una domanda invece che riguarda unità immobiliari unifamiliari. Per sostituzione di impianto di riscaldamento è intesa la sostituzione integrale dell'impianto o anche la sola sostituzione di una sua parte, in questo caso ad esempio il generatore di calore? E si intende il generatore di calore, ma non necessariamente devo andare a sostituire anche, non so, il sistema di distribuzione di emissione. Quindi dipende. Tra le spese ammesse comunque ci sono le spese anche eventualmente per il sistema di distribuzione di emissione, messa a norma della canna fumaria, però la sostituzione è intesa come la sostituzione del generatore di calore. Cosa succede, ci chiedono, se non si rientra nei limiti di spesa? In questo caso il professionista ci fa notare che ad esempio per gli infissi è facile superare i limiti e i prezzi del preziario, insomma. Allora, chiaramente l'eccedenza rimane a carico del committente. Sì, non c'è possibilità, come dicevo, almeno secondo la mia opinione, non c'è la possibilità di mettere quell'eccedenza da qualche altra parte, perché sarebbe come un po' eludere i limiti di spesa. Quindi purtroppo la parte che cede o il costo massimo unitario ammesso o il limite di spesa globale rimane a carico del beneficiario della detrazione, cioè del committente. E nei casi di, ad esempio, di interventi già in corso, per i quali quindi ad esempio sia già stata fatta una parte di lavori, una demolizione e ricostruzione, e per il quale in corso d'opera non è stato ancora realizzato l'isolamento a cappotto, i serramenti. Avendo effettuato ad esempio un'APE prima dell'inizio del cantiere, i lavori che riguardano cappotto e serramenti possono rientrare nella detrazione del 110%? Sì, assolutamente sì, se rispettano i requisiti richiesti, quindi sia delle spese effettuate, quindi dopo il 1° luglio, devono appunto essere realizzati congiuntamente e rispettare i requisiti specifici richiesti per ogni tipologia di lavorazione. Però se si riesce a produrre tutta la documentazione richiesta non è un problema, nel senso che anche i lavori già iniziati prima del 1° luglio sono ammessi, perché nel decreto si parla di spese sostenute dopo il 1° luglio, non necessariamente i lavori devono essere iniziati dopo il 1° luglio. E da parte del professionista, come deve comportarsi per quanto riguarda le asseverazioni? Beh, chiaramente quello che deve fare è capire se magari quello che aveva già progettato va bene anche per il 110, perché magari i lavori erano partiti per rispettare una certa trasmittanza, magari invece per il 110 bisogna aggiustare un po' il tiro, in poche parole. Quindi sicuramente da verificare anche questo, se quello che era stato previsto nella progettazione, appunto partita prima dell'uscita del 110, va bene anche appunto per il 110. Chiaro che le asseverazioni vanno presentate a fine lavori, cioè devono essere prodotte a fine lavori, però chiaramente l'intervento deve già inizialmente prevedere appunto il rispetto di questi requisiti. Allora, vediamo altre domande, ci sono numerosissime, per cui ad esempio in questa
Si parla di ricostruzione di un edificio collabente con una muratura tecnologicamente coibente, diciamo, quindi ad esempio un edificio in legno o con muratura autoisolante che non necessita quindi di un cappotto. Questo intervento rientra comunque nel bonus e nel super Sì, bonus in particolare. sì. Direi di sì, cioè non necessariamente deve esserci un muro, cioè una muratura con un cappotto, con una muratura con isolante, basta che venga rispettata la trasmittanza richiesta. Chiaro che nella demolizione con ricostruzione, cioè tutto l'intervento è comunque incentivato, sempre nel limite della spesa ammessa, cioè dei limiti di spesa e dei costi specifici massimi ammessi. Però direi assolutamente di sì, non c'è problema. E sempre per immobili, diciamo, che sono oggetto di sanatoria o che dovrebbero essere oggetto di sanatoria, si può procedere parallelamente fra sanatoria e richiesta di superbonus? E secondo me bisogna mettere a posto prima di iniziare i lavori, perché allo stato di fatto comunque deve essere tutto a regola, a norma. Allora, e in immobili mai ultimati, diciamo al grezzo, come fa il tecnico a dimostrare l'esistenza di un impianto rimosso 10, ad esempio, in precedenza? Questa è una bella domanda. Se l'impianto non c'è in quel momento, non so, con fotografie, cioè lì è davvero il tecnico che deve trovare un modo, però secondo me è molto difficile, se non c'è un impianto effettivamente è un po' dura, quindi non saprei cosa proporre, devo dire la verità. Sempre riguardo impianti, ci chiedono in un condominio con diverse unità che però hanno riscaldamento autonomo. Questo requisito risponde al fatto di avere quindi un impianto di riscaldamento esistente? Sì, assolutamente sì. L'unica cosa è che chiaramente l'unico intervento trainante che possono fare però è l'isolamento delle strutture opache, perché la sostituzione di una singola caldaia non è un intervento trainante in questo caso. Diamo anche questa specifica, ci chiedono se la pompa di calore viene considerata un impianto termico coerentemente con la definizione di impianto termico, diciamo. Credo si intenda il climatizzatore, insomma, a pompa di calore. Sì, Sì. perché no? Assolutamente, cioè, dalla definizione di impianto termico potrebbe essere anche una pompa di calore. Chiaro che il problema poi è individuare qual è il volume riscaldato, perché magari quella pompa di calore serve, comunque riscalda solo una zona e quindi il volume riscaldato è limitato. Allora, se in un condominio si effettua un cappotto ed i condomini decidono poi di installarsi anche un riscaldamento autonomo e dismettendo l'impianto centralizzato, si può Non è accedere? possibile. No, non è possibile. Anche se Allora, questo avviene ad esempio con impianti a pompa di calore rispetto ad esempio all'impianto centralizzato a gas metano? Allora, per l'ecobonus non è ammesso il passaggio da centralizzato ad autonomo. Il decreto del super ecobonus al 110% non lo specifica, ma visto che appunto il super ecobonus è un ecobonus maggiorato, direi che vale lo stesso discorso, cioè non è ammesso il passaggio da centralizzato ad autonomo, nonostante appunto la tecnologia magari sia a fonti rinnovabili, però questo appunto è quello previsto per l'ecobonus. Benissimo. E allora, vediamo ancora qualche altra domanda. Ci chiedono, le parti relative a zone non riscaldate possono essere usate al fine del calcolo del miglioramento di due classi energetiche? Direi di no, nel senso che il volume non riscaldato non viene neanche considerato nel calcolo energetico. Chiaro che, faccio un esempio, cioè mi allaccio a questa domanda, se magari ho una soffitta non riscaldata, però il cappotto esterno comunque va a coprire anche una parte della muratura del muro, diciamo perimetrale della soffitta. Quella parte di cappotto in teoria andrebbe esclusa perché va a finire su una parete non riscaldata che dà sulla soffitta.
Questa cosa si potrebbe giustificare come miglioramento del ponte termico, quindi diciamo anche quella parte di isolamento che va su una parete che dà su un vano non riscaldato potrebbe comunque accedere al 110, secondo me, se è possibile giustificare la sua applicazione. Ecco. E sempre per gli impianti all'interno di condomini, modificando l'impianto di climatizzazione esistente con un sistema a pompa di calore, possiamo far rientrare all'interno del superbonus anche l'installazione di sistemi, ad esempio, radianti a pavimento al posto, ad esempio, dei precedenti radiatori? Sì, assolutamente. Come dicevo prima, nel caso di sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente sono ammesse anche tutte le spese necessarie, quindi ad esempio la sostituzione dei sistemi di emissione, ad esempio da radiatori a pavimento radiante. Benissimo. Una domanda per Mauro Vanzini. Il professionista o progettista, che è una delle figure intesa come fornitore, può acquistare una parte di credito oppure fare lo sconto in fattura? Assolutamente sì, e sì, è stato chiarito, anche lui può tranquillamente fare cessione del credito e sconto in fattura. Come dire, il problema, tra virgolette, sarà la tempistica, quindi quando viene remunerato, però è fattibile. Intesa, tanto per fare nomi e cognomi, ha proprio dichiarato che accetterà questo tipo di richieste. Allora, se c'è qualcuno che ci segnala che una delle due grosse banche, vabbè, non vogliamo adesso entrare nel merito delle questioni poi di privati, una delle due grosse banche italiane, ad esempio, ci segnala che non ha accettato la cessione del credito, ad esempio per una serie di motivi, ma come è specificato la banca non è obbligata ad accettare, diciamo, la cessione del credito. Sì, però farei un distinguo, nel senso che abbia rifiutato così su due piedi a richiesta è, come dire, faccio una premessa. Garantisco che le grosse banche, proprio a livello di direzione generale, sono molto... Diciamo quello che in questo caso ci segnalano che la banca era molto incerta e dubbiosa perché anche le possibilità di controlli a 10 anni da parte dell'Agenzia delle Entrate gli hanno proposto invece un finanziamento con mutuo. Ecco, però un consiglio operativo. Molte volte non dobbiamo pensare che la banca sia lo sportellista che ci troviamo di fronte, quindi poiché è tema molto nuovo, lo si può fare dal 15, tante volte non sono ancora stati relazionati i bancari nelle filiali dell'operatività. Non è fattibile perché manca ancora Enea, quindi diciamo che è una situazione che è in divenire. Probabilmente il funzionario, in una fattispecie lì, non sapendo esattamente di cosa parlassimo, ha dirottato la sua proposta commerciale in questo senso. Ma vi garantisco che per la banca è molto più conveniente accettare, molto meno rischioso accettare un tipo di finanziamento con la cessione del credito piuttosto che un finanziamento ordinario. Quantomeno la garanzia della cessione del credito c'è. E proprio se parliamo delle due grosse banche, stanno spingendo molto su questa cosa qua, però puoi anche trovare il funzionario che non vuole rompersi le scatole. Ecco, questo è il rischio. Ok. Ci chiedono, c'è un limite economico minimo per il quale non è più conveniente utilizzare il super bonus del 110%? Devo rispondere, rispondo io? No. Sì, eventualmente sì. Ma allora, allora, abbiamo visto prima che l'incidenza delle spese tecniche è comunque notevole, no? Perché incidono il 15-20%. È pur vero che anche le spese rientrano nel super bonus. Quindi diciamo che tendenzialmente non c'è un vincolo di importo. Nella pratica operazioni troppo piccole presuppongono, dopo che c'è un'operatività in cui diventa più, come dire, complesso tutto il contorno piuttosto che il vantaggio che ne ho. Quindi diciamo che non è neanche tanto finanziaria la questione, più di operatività che è pesante. Certo. Allora, altre domande sugli impianti, ma queste diventano di difficile risposta, credo, perché sono un po' puntuali, quindi non riusciamo a dare risposta in questi casi in cui bisognerebbe interloquire un po' di più sulle questioni. Invece in questo caso una casa bifamiliare con divisione orizzontale, quindi su
2 piani ad esempio, con ingressi autonomi, impianti autonomi, che limiti di spesa ha per ogni appartamento se entrambi sono dello stesso proprietario? Allora, in questo caso l'importante è che anche se c'è un unico proprietario non ci siano parti comuni, quindi in teoria se sono funzionalmente autonome il limite di spesa per ognuna è quello considerato per gli edifici unifamiliari e quindi ad esempio per il cappotto 50.000 per l'una e 50.000 per l'altra. Benissimo, allora, altre richieste? Scusate, ma veramente le domande sono tantissime, quindi... È un tema caldo, caldissimo. Enorme, sì. Fra l'altro, come questioni, molto, anche troppo caldo. Allora, nel caso di demolizione e ricostruzione, ci chiedono la demolizione è conteggiata come costo e quindi detraibile al 110%? Assolutamente sì. Perfetto. E allora, invece, per quanto riguarda CAM e altro, chiedo a Iris Visentin, sul materiale possiede la certificazione Green Guard Gold, è utilizzabile o può essere preso in considerazione? Allora, il Green Guard è una certificazione che guarda solo l'aspetto dei materiali basso emissivi. Se questo materiale abbiamo visto che è un pannello isolante, quindi in poliuretano e quant'altro, beh, c'è anche l'altro criterio sul contenuto di riciclato da verificare. Quindi, ecco. D'accordo, allora ci sono alcune domande sempre sulle questioni proprio dei materiali, alcuni ci chiedono perché alcuni ad esempio materiali isolanti rientrino fra i CAM anche se magari a fine vita sono considerati rifiuti speciali. Perché allora i CAM, come avete visto, anche lì danno dei criteri di sostenibilità, però sostenibilità ad esempio vuol dire io faccio un'analisi dell'impatto del ciclo di vita, vuol dire che rendo trasparenti tutti gli impatti e poi magari nelle varie fasi dei processi produttivi cerco di ottimizzare, magari con l'inserimento di contenuto di riciclato piuttosto che utilizzando processi produttivi particolarmente virtuosi. Ecco, quindi al di là della definizione che quel prodotto ha a fine vita, si va a vedere qual è il processo produttivo e le caratteristiche di quel prodotto. Allora, altra domanda, sempre se alcune tipologie di edifici rientrano o meno nella missione del superbonus. Villetta schiera con un accesso pedonale da un vialetto in comproprietà, quindi uno spazio privato ma diciamo accessibile a tutti i condomini, che si mette quindi sulla pubblica via. Può essere considerato un condominio orizzontale o ente indipendente? Allora, se le unità delle villette a schiera sono funzionalmente autonome, anche se diciamo, la parte in comune in cui diciamo, si accede, chiamiamolo il giardino, non è di proprietà esclusiva, comunque sono considerate unità funzionalmente autonome, quindi vengono considerate per limiti di spesa, ad esempio, come edifici unifamiliari. Diciamo che appunto ho fatto prima durante la presentazione ho specificato che col decreto agosto non necessariamente il giardino o il cortile devono essere di proprietà esclusiva, possono essere anche di proprietà non esclusiva, quindi il giardino può essere in comune e questo non preclude il fatto che appunto non siano più funzionalmente autonome. Chiaramente devono essere funzionalmente autonome, cioè nel caso della villetta schiera ogni unità deve avere il suo ingresso indipendente all'interno dell'abitazione. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare esistente, nel quale però contestualmente venga realizzato un ampliamento, ad esempio in questo caso un recupero del sottotetto con sopraelevazione della copertura per avere degli locali abitabili nella parte sottotetto, si può comunque usufruire delle detrazioni al 110% per la parte oggetto di ristrutturazione oppure invece c'è il rischio di perdere ogni diritto di usufruire della detrazione? Allora, questa è una domanda fantastica perché l'Enea nelle uniche FAQ appunto che ha pubblicato risponde in questo modo.
Allora, beh, questo caso è un po' diverso, però diciamo che sulla ristrutturazione posso ottenere il 110%, la parte ampliata invece deve essere scorporata, perché sulla parte ampliata non posso ottenere la detrazione. Faccio l'esempio, demolizione con ricostruzione e ampliamento di volumetria. In questo caso bisogna comunque scorporare il volume in più, quindi quello eccedente rispetto a quello esistente, e si può cedere in ogni caso al 110%. Sinceramente sono totalmente in disaccordo con questa risposta dell'Enea, però questo è quanto, questo è quello che risponde l'Enea. Tra l'altro segnalo che col decreto semplificazioni gli interventi di demolizione con ricostruzione e aumento di volumetria sono comunque considerate ristrutturazioni, se chiaramente rispettano il regolamento edilizio comunale, quindi ad esempio non in centro storico. E quindi secondo la mia opinione anche la parte ampliata dovrebbe poter accedere alla detrazione, perché siamo sempre all'interno di una ristrutturazione. Comunque tornando al caso specifico, la parte ampliata secondo Enea va scorporata, però sulla ristrutturazione dell'esistente posso ottenere il 110%. Ok, altre domande. Ci chiedono, ma se un edificio è collabente, in teoria ha perso l'abitabilità, come ottenere allora il contributo? Sì, in effetti questa è una bella domanda perché appunto prima ho detto secondo me se non c'è l'agibilità non è possibile. È comunque previsto, c'è una risposta dell'Agenzia delle Entrate appunto che anche gli edifici collabenti possano rientrare. A questo punto sarebbe comunque da chiedere dei chiarimenti in merito. Allora, sempre domande che riguardano anche la missione o meno, immobili che abbiano ad esempio come fonte di riscaldamento un camino, un caminetto, sono ammessi al superbonus al 110%? Sì, se quel caminetto rispetta la definizione di impianto termico, sì, chiaro che se è un caminetto fisso è difficile dimostrare che riscaldi tutta la casa, riscalderà quella stanza, se magari ha delle Sì, in questo condotte, caso si insomma. parla ovviamente di immobili dei primi del Novecento. Sì, sì, quindi quel caminetto quasi sicuramente riscalda solo quella stanza, quindi sì, potrebbe essere un impianto di riscaldamento, però chiaro che è sempre difficile definire il volume riscaldato. E soffitte regolarmente accatastati e conformi a, diciamo, ai regolamenti edilizi che risultano riscaldate, permettono al proprietario di accedere al superbonus per isolare il tetto? Sì, assolutamente sì, nel senso che se la copertura, diciamo la copertura effettiva dell'edificio dà su un volume riscaldato, in quel caso l'isolamento di questa parte dell'edificio accede al 110%. Ci chiedono anche se i costi di un mutuo ponte che venga sottoscritto sono detraibili. Nel finanziamento ponte, a mio avviso no, dopo nel mutuo, una volta andato in ammortamento, dipende anche lì se erano detraibili prima, se c'erano i presupposti prima, non ci sono anche adesso. Cioè, diciamo che non è una prerogativa del super bonus, ma è la normativa fiscale è quella di prima. Ok. Ci chiedono anche se in un immobile sottoposto, un condominio sottoposto a vincolo paesaggistico, la sostituzione dei serramenti e del generatore di calore autonomo possa dare diritto al bonus del super bonus del 110%. Sì, perché appunto dicevamo nel caso in cui ci siano dei vincoli appunto sull'edificio, posso fare anche solo i trainati e non i trainanti. Il problema è rispettare appunto sempre il saldo di 2 classi, quindi su tutto l'edificio in questo caso. E nel caso sempre assomiglia ai casi che abbiamo visto prima, nei casi di demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura ci chiedono come si fa a tracciare il limite fra ciò che va in superbonus il rimanente che invece non rientra. Anche questa è una bella domanda. Spetterà sempre al tecnico, purtroppo, poveraccio, trovare un modo per scorporare. Sì, come dicevo, io sono totalmente in disaccordo su questa cosa perché quello che accadeva fino a prima a questa FAC era che comunque anche l'aumento di cubatura, se permesso e se all'interno dell'intervento di ristrutturazione, accedeva alle detrazioni. Secondo me si farà percentuale molto probabilmente, quindi da ogni lavorazione toglierò la percentuale relativa
alla cubatura in più. Allora, qualcuno ci chiede anche perché si trovino pochi tecnici, diciamo, asseveratori, pardon. Beh, se posso rispondere io, devo dire la verità, anch'io sinceramente sarei spaventata, visto appunto che non c'è, cioè, non c'è nemmeno il portale dell'Enea. Tra l'altro non so se avete avuto modo di vedere il webinar dell'Enea, la chat del webinar dell'Enea che è stato fatto pochi giorni fa, un disastro, lasciatemelo dire, nel senso che sono state date poche risposte, il portale dell'Enea manca effettivamente, quindi chi magari ha già fatto tutti gli interventi, non penso ci siano dei soggetti che ne hanno già fatti, però non possono effettivamente presentare la pratica all'Enea, non sanno come è fatto il portale. Ci sono i modelli delle asseverazioni, ma ad esempio le spese tecniche dove vanno inserite? Nei singoli limiti di spesa? Hanno un loro limite di spesa, quindi io capisco i tecnici quando chiaramente si tirano un po' indietro. No, non è proprio così semplice, nel senso che sì, sono stabiliti tutti i requisiti, ci sono le modalità, ma rimangono lì sulla carta. Nella realtà, com'è la storia? Poi, devo dire la verità, secondo me per i casi lineari il tecnico sicuramente accetta. Quando vede casi un po' particolari e quindi non sa se accedono o meno, secondo me è comprensibile questo atteggiamento. Chiaro che è un problema, perché questo meccanismo, non so, cioè, non so come possa funzionare in questa situazione. Una domanda per Iris Visentini invece, gli intonaci con nanotecnologie rispettano i CAM? Bisogna vedere di quali criteri parliamo, quindi se si tratta di intonaci e rispettano il tema che abbiamo visto prima del materiali basso emissivi, se rientra, esatto, criterio per criterio si va a vedere, quindi tendenzialmente potrebbe essere un sì oppure un no, dipende appunto dalla documentazione che hanno. D'accordo? Vediamo ancora qualche domanda. Ecco, giusto Sì, un'osservazione, comunque i CAM sono richiamati solo per i materiali isolanti all'interno del super ecobonus, quindi mentre i CAM sono una normativa, come avete visto, molto articolata, complessa, che riguarda tutto, sì, va bene, perché quando una pubblica amministrazione mette a gara un progetto di un edificio, una ristrutturazione rilevante, deve mettere tanti criteri. Nel caso del super bonus riguarda solo quello specifico prodotto, quindi se io mi occupo di quel prodotto, allora devo andare a vedere i criteri che riguardano quel prodotto. ancora una domanda per Mauro, invece, Mauro Vanzini. Le spese tecniche rientrano nel super bonus. Ci chiedono però come vanno considerate le spese da includere nei singoli massimali, cioè in che maniera rientrano all'interno del super bonus. Sì, qua mi sa che mi tocca lasciare la parola a Irene, nel senso che... Sì, esatto, l'ho anticipato prima. Questo è un problema, nel senso che non c'è un limite di spesa specifico per le spese tecniche e non si sa ancora, cioè almeno secondo la mia opinione, dalla lettura che ho fatto del decreto e delle asseverazioni, sembrerebbe che vadano spalmate anche lì a percentuale in ogni singola voce, però in realtà, leggendo comunque bene le asseverazioni, si parla solo proprio del costo delle lavorazioni, quindi c'è ancora un punto di domanda e l'Enea giustamente non dà risposta. Sono comunque ammesse, questo sì. Nel caso di interventi trainati, come ad esempio i serramenti, per la conformità urbanistica in un condominio ci chiedono l'asseverazione deve essere fatta per ogni appartamento da un tecnico o può bastare l'autodichiarazione di ogni proprietario? Per accedere al 110 deve essere fatta dal tecnico. Non so se ho capito bene la domanda, sinceramente, però. Si parla Di asseverazione. Ok, e deve essere fatta comunque dal tecnico, non può essere fatta sotto forma di autodichiarazione, questo no. Se un edificio ha
è già stato oggetto, ad esempio, di altri bonus come l'ecobonus, ad esempio in precedenza per la sostituzione della caldaia. Può usufruire ancora oggi del super bonus per il cappotto e gli impianti? Sì, poi a tal proposito voglio fare una domanda a Mauro. Sì, nel senso che posso aver ottenuto le detrazioni anche l'anno scorso per la sostituzione della caldaia e posso quindi, cioè non c'è questo vincolo. Secondo me questo problema nasce dal fatto che nella prima bozza che è girata del decreto efficienza energetica c'era questo articolo che appunto prevedeva che chi avesse ottenuto delle agevolazioni nei 10 anni precedenti non poteva accedere al 110%. Poi nella versione definitiva questo articolo è sparito. E se posso vorrei fare una domanda a Mauro. Molte persone che mi chiamano mi chiedono, la banca mi chiede se mi fa firmare un modulo dove dico che nei 10 anni precedenti non ho ottenuto altre agevolazioni. Tu pensi che sia collegata a questa cosa che hai appena detto? Cosa ne pensi? Allora, anche qua è stato chiarito che non sono preclusive del fatto di aver detratto precedentemente. Quello che le banche stanno facendo firmare è una sorta di checklist in cui chiedono un sacco di notizie, chiedono un po' di tutto, ma non sono assolutamente legate al fatto che non puoi detrarre se hai verificato delle... Sì. Ma e quindi secondo te sono legate al fatto che potrebbero avere l'IRPEF, diciamo, occupata da queste detrazioni? Io davvero non sono riuscita a capire questa cosa. Anche fosse, non è un problema perché tu nel momento in cui le cedi o fai lo sconto in Esatto. fattura potresti anche essere non capiente. Di solito è più nei questionari dei commercialisti che fanno questo quesito qua, un po' per analizzare fiscalmente la posizione, ecco sì, però non vedo una valenza oggettiva, sinceramente. Ok, grazie. Prego. Allora, alcune domande che riguardano sempre la missione Superbonus di edifici. Un edificio che ha un accesso autonomo, allora, la questione è che l'edificio ha impianti indipendenti tranne la fognatura Sì, ho in già capito la comune. domanda. Ho già capito la domanda. Anche questa Diciamo, cosa ha l'impianto senso. fognario è in Sì, comune con è in più edifici comune. che hanno ingressi indipendenti e gli altri Esatto, impianti sono sì, separati. sì, quindi parliamo ad esempio di una villetta a schiera. Sì, ho già capito la domanda, non ho una risposta. Una risposta l'ha data l'Agenzia delle Entrate della Puglia che dice che in questo caso si considera come condominio, cioè sono totalmente autonome queste unità, hanno in comune la fognatura. Non so cosa commentare davvero, perché non è che solitamente, cioè accade così anche nei condomini, comunque beh, condominio è un caso diverso, però anche l'adduzione dell'acqua è unica, cioè non è che per ogni unità porto dentro l'acqua, quindi io non so cosa dire. Al momento c'è questa risposta dell'Agenzia delle Entrate della Puglia che ha sconvolto tutti. Infatti posso confermarvi che appunto al webinar dell'Enea questa domanda è stata posta in chat almeno miliardi di volte, ma nessuno ha risposto. Quindi da questa risposta appunto sembrerebbe che il fatto che la fognatura sia in comune renda queste unità non funzionalmente autonome, ma non so come commentare oltre questa cosa. Allora, ancora invece sugli interventi su sottotetti, soffitti e quant'altro, qualora il progetto, diciamo, di intervento sull'immobile preveda di estendere la superficie abitabile alla soffitta non riscaldata, al di là, ci scrive il professionista, che la coibentazione della copertura non possa rientrare nel 110%, ma possono rientrarvi almeno le opere murarie per l'adeguamento di quello spazio? Allora, in questo caso praticamente secondo me potremmo quasi andare a finire su un ampliamento, in poche parole, e quindi in ogni caso quella parte che viene ampliata deve essere scorporata dal 110, quindi no, neanche le opere murarie non hanno diritto alla detrazione. E sempre per interventi invece in condominio ci chiedono se per ottenere il superbonus del 110% è importante che la tabella millesimale di ripartizione, diciamo, sia corretta o quali irregolarità bisogna verificare. Allora, non sono un'espertissima in materia, però deve essere tutto regolare, quindi sicuramente, però non saprei dire come effettivamente si può controllare questa cosa, devo dire la verità, non sono esperta, però appunto sì, deve essere corretta perché chiaramente su quella poi si basa la decisione del condominio.
E i massimali di costo indicati nell'allegato di cui hai già fatto cenno devono essere sempre considerati prioritari? Cioè se ad esempio l'intervento che vogliamo fare, ad esempio il cappotto a costi superiori, come dobbiamo comportarci? Allora, nella tabella ho specificato che quella tabella si segue nel caso in cui la voce il costo della lavorazione non sia presente nei preziari regionali o di riferimento e quindi quella tabella si utilizza per ultima, come ultima spiaggia, mettiamola così. Quindi effettivamente se io riesco a trovare un prezzo in un preziario di riferimento come previsto dal decreto che parte appunto dai preziari regionali, provinciali, poi passa al preziario DEI, appunto del genio civile, e se riesco a trovare appunto questo costo e questi preziari posso utilizzare quel costo e quindi posso spendere anche di più dei costi massimi ammessi. Quella tabella può essere utilizzata ad esempio nel caso in cui anche diciamo, l'asseverazione o comunque la dichiarazione possa essere fatta dal fornitore, non per il 110 ma ad esempio per il 65%. In merito a edifici privi di impianto, ci chiedono: è sufficiente l'asseverazione di un tecnico per dimostrare l'esistenza di un impianto di riscaldamento che non c'è più perché è stato rimosso e in assenza di documentazione fotografica? Bisogna vedere se il tecnico può firmare, cioè è il tecnico che praticamente firma e lo dichiara. Secondo me senza documentazione fotografica, cioè io personalmente non lo farei. Cioè, secondo me ci deve essere una documentazione, insomma, non opinabile, e quindi devo poter dire che l'impianto c'era, però è il tecnico che firma, giustamente, quindi deve essere lui a decidere. D'accordo. Qualcuno ci segnala, è vero che qualcuno ha un dubbio nel senso se sia possibile sostituire un generatore di calore con meno di 10 anni di vita. Ci sono dei limiti in questo senso? No, no, come ho risposto anche prima, non ci sono dei vincoli. Quindi diciamo qualsiasi indipendente da quanto recente sia il Esatto. generatore. Chiaro, il problema qual è? Che se voglio ottenere il salto di 2 classi, una caldaia appena cambiata, cioè dipende con che cosa la vado a sostituire, se è con lo stesso vettore energetico, allo stesso rendimento, non ottengo nessun aumento di classe, ecco. Certo. Quindi dovremmo in qualche maniera eventualmente, in questo caso credo ci sia un cambio di tipo di generatore, ma eventualmente sì, dovremmo aggiungere interventi di coibentazione. Sì, oppure magari se ho appena cambiato la caldaia a gas metano e la sostituisco però con una pompa di calore, è chiaro che il salto ci sarà perché passo da una fonte fossile a una fonte completamente rinnovabile, quindi in quel caso anche se avevo appena cambiato la caldaia, con il passaggio a un'altra tecnologia ottengo comunque un miglioramento della classe energetica. Direi che siamo un po' oltre i termini e abbiamo ancora tantissime questioni. Allora, una su tutte innanzitutto. Qualcuno ci chiede, abbiamo oggi rivolto questo webinar sul Superbonus 110% principalmente ai professionisti residenti in Friuli Venezia Giulia per organizzazione e comodità. Sappiamo che ci sono professionisti anche di regioni vicine e anche oltre. Allora, qualcuno ci chiede, Irene, se ad esempio voi fate consulenza o se possono sottoporti alcuni quesiti anche non essendo residenti o diciamo avendo lavoro al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia. Diciamo che non ho mai negato a nessuno una risposta, mi hanno chiamato per dire anche dalla Puglia, dal Piemonte, sì, sono davvero poche rispetto a tutte le altre, però non nego una risposta a nessuno, quindi assolutamente direi di sì. Tanto potete benissimo non scrivermi da dove mi scrivete e io vi rispondo lo stesso. Ok. Allora, anche perché onestamente non riusciremmo a dare risposta a tutti voi ancora se andassimo avanti ancora per 2 ore. Quindi prendiamo atto della disponibilità dei nostri relatori, riceverete le slide, lì avrete anche i contatti
per eventualmente interagire quindi via mail con loro per richiedere quindi chiarimenti. Noi probabilmente vedremo, visto l'interesse del tema che non si esaurisce sicuramente in questo periodo e con questo webinar, cercheremo probabilmente di ritornare su questo, quindi vi terremo aggiornati. Vi preghiamo magari di tenere d'occhio sia il nostro sito edicomeventi.com, in cui trovate il calendario dei webinar, ma di tenere d'occhio anche la mail, in cui magari riceverete l'invito per ulteriori eventi che organizzeremo sul tema, perché oggi purtroppo, pur essendo molto andati in là con i tempi che ci eravamo dati, non siamo riusciti comunque a dare risposta che a una parte dei quesiti. Ho tentato di raggrupparli il più possibile per cercare di ampliare, diciamo, quelli che sono il range di risposte, ma onestamente le domande sono così tante e voi anche siete numerosissimi oggi, quindi non riusciamo purtroppo a chiudere il quadro oggi. Quindi cercheremo di organizzare qualcosa quanto prima, magari per riuscire a ritornare su questi temi e così affrontare ulteriori richieste di chiarimento e dipanare i dubbi che, come avete visto, ancora oggi, pur con i chiarimenti di Enea, Agenzia di Entrate e quant'altro, ci sono ancora. Ovviamente uno strumento nuovo con cui tutti stiamo familiarizzando e c'è ovviamente necessità anche di comprenderlo meglio. Per cui perdonate se non riusciamo oggi ad esaurire la mole enorme di quesiti che abbiamo ricevuto. Ci diamo appuntamento a una prossima occasione su cui ritornare su questi argomenti e quindi seguite la mail e il sito Edicomeventi. Io ringrazio ancora moltissimo Irene Cosano dell'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, Mauro Vanzini e Iris Visentin del GBC Italia Chapter Veneto Friuli Venezia Giulia per la loro disponibilità. Vi giro i complimenti di numerosi che sono giunti per la vostra disponibilità, ma soprattutto la competenza nel trattare le diverse questioni e diciamo ci diamo appuntamento quindi a una prossima occasione. Seguiteci e alla prossima. Buona serata a tutti e arrivederci.